Amici bellini, allora qui siamo in una situazione un po' particolare perché non era previsto fare questa live, ma andiamo direttamente senza indugio. Il link al canale Telegram al quale voi dovreste essere già iscritti è già partito perché mi sono anticipato, perché era importante anticiparvi, e quest'oggi con me per parlare di questa cosa che è importante e che dobbiamo approfondire, perché lente di ingrandimento su tutto, dobbiamo fare approfondimento, investigazione. Il grande è unico, l'unico è solo Peppone Cuore Azzurro. Buonasera, tanti auguri di questo felice 2021. L'anno ha cominciato veramente bellissimo sto anno. Sono passati 21 ore e 31 minuti di quest'anno, ne è cagnato manco rispetto all'anno scorso, che però è ieri. Certo, ma infatti così io insomma ho cercato di dormire un po' in più, volevo recuperare, però arrivata a un certo punto la notizia, ed era la notizia solo della positività, ho detto ok, male proprio, il 2021 si presenta male, poi esce la seconda notizia d'appendice della festa. Io non so tu, perché ho visto che tu hai fatto il video praticamente subito. Ho fatto il video più o meno un'ora dopo dalla notizia, perché anche io stavo in live quando mi hanno detto la notizia. Finita la live ho fatto il video. Un'ora dopo. Sull'altra piattaforma, giusto? Sì, sull'altra piattaforma. Un'ora e mezza dopo, forse prima, sul gruppo Telegram girava un video, voci, e molti mi dicevano modifica il video, ma caggia fai se la notizia del video è uscita dopo? Cioè, caggia fa? Pure io sono rimasto un po', aspetto un momento, perché insomma ci hanno fatto 3.000 domande, il protocollo i giocatori lo sanno, cioè questa è la domanda, i giocatori lo sanno il protocollo, ci lamentiamo tanto di Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo, ma Osimhen lo sa. Bravo, io ti dico la verità, gli amici non lo sanno perché io l'ho editato in tempo, perché stavo per cliccare carica ed era un video completamente diverso dove parlavo solamente di sfortuna, di accanimento. Mi arriva il video, fermi tutti, perché la sfortuna sì, perché si è sfortunati sì, ma se te la vai a cercare con comportamenti da evitare, ecco che dobbiamo rivalutare un pochino di cose. Allora, andiamo a salutare un po' di persone, perché immagino che la serata sarà calda. Noi sempre come costume di questo canale cerchiamo di essere precisi, mai insomma, già sapete, ci sono i mod per questo, e vediamo un pochino. Giancarlo Pacelli, ciao Valerio e Peppone, Osimhen è in tendenza su Twitter, pensi che questo possa influenzarlo? Lui è attivo sui social e guarda tutto. Io dico solo che un mio compagno, un mio amico ha detto Osimhen mi sembra Balotelli. Lo stanno paragonando in tanti. Gli atteggiamenti, già contro la Sampdoria, contro il Genoa, è andato bocca a bocca con Masiello, poi si è fatto espellere, non mi ricordo quando, in Europa League, insomma, sta avendo atteggiamenti un po' che mi stanno facendo storcere il naso, e giustamente molti stanno scimmiottando e avete speso 70 milioni per questo qua, ma l'abbiamo speso noi. In primis l'abbiamo speso noi, in secondis chi può andare a immaginare un giocatore che fino all'altro ieri fuori dal campo si era comportato in maniera corretta? Poi sicuramente questo episodio è stato frutto dell'adolescenza, non tanto, però della giovane età, un po' sbarazzina, visto che il compleanno non ci ha pensato, però ci dovrebbe pensare, visto che è entrato in un mondo del calcio che vuoi o non vuoi vai sempre sotto la lente di ingrandimento. Assolutamente sì.
E tra l'altro, per quanto riguarda i social, io è una cosa che ripeto sempre, che i giocatori sono, soprattutto i nuovi, insomma quelli più giovani, sono assolutamente immersi nei social più di noi, più di me, che facciamo, capito, approfondimento sui social, loro sanno molto di più. Su Osimhen in particolare però c'è una differenza rispetto a molti altri, che lui c'ha i commenti bloccati, limitati, almeno su Instagram. Se tu vai a vedere le foto hanno migliaia di like eccetera eccetera, ma i commenti sono solo 12. Non so lui come blocca questa cosa qua, non puoi commentare, non può commentare chiunque, quindi probabilmente anche su questo punto di vista ho un po' di paura che non sia fortissimo, perché uno come per esempio Fabian, che ogni cosa che posta muovete, sei moscio, puro cane da ferma, puro cane da ferma. Allora, hai capito, diventa... però lui lascia tutto aperto, cioè evidentemente riesce a far finta di niente, a coprirsi. Osimhen no, e quindi ho un po' di paura. Ho visto, ragazzi, un pochino di nomi noti, vi saluto tutti, cerco di prendervi a uno. Lo so, non sarà facile, voi lasciate un like, perché più like lasciate e più io vedo nomi. Non è vero, questa è una fake news vera e propria. Buonasera Most Brain. Angela, speriamo che non sia come Panotelli. No, vabbè, chiamarlo Pacco è ridicolo, ha fatto una grande strunzata, questo sì, ma Pacco siete ridicoli. Ok, questo si riferisce a qualcuno che evidentemente sta bollando già. Cioè, Pacco dopo 6 partite. Che poi in 6 partite ha fatto 2 gol e 3 assist, tipo, che sono numeri di tutto rispetto, personalmente. Oltre ai movimenti che fa, che libera, anche se non tocca il pallone, si deve portare 2 di loro. Osimhen lo sa di aver sbagliato, lo dimostrerà in campo. Tra l'altro io ringrazio Evelyn perché mi sta tenendo aggiornato, è il più veloce della terra con le notizie, e mi ha tenuto aggiornato che praticamente il DJ che aveva postato le immagini in questo momento le ha cancellate. Ora voglio dire, tu hai mandato questo video, ti sei atteggiato, e lo capisco, se avessi fatto una festa con un giocatore del Napoli l'avrei fatto. Ma che te crede che mo che cancelli? Oramai le hanno presi tutti, le hanno ritwittate su tutte le pagine. È peggio. Cioè, non mi spiego. Cioè, come se loro non lo sapessero che nel web ci sono persone che non aspettano altro che un passo falso e subito boom, so pigliano. Tanto ci sta il convertitore Facebook, convertitore Instagram, convertitore di YouTube, che mettono il link di Instagram, scaricano il video e poi gioco è fatto. Ma esiste la tecnologia, ma questi non lo capiscono. No, ci vuole... Minchia. E poi è un lavoro a tutti gli effetti. In ogni società che fanno blog eccetera eccetera ci sono delle persone che devono seguire, questo è il loro lavoro, devono seguire appena esce una notizia che riguarda, che sia scandalosa o normale, devono essere sul pezzo e quindi riportano tutto. Sa, indubbiamente dal suo atteggiamento questo è un serve titolare, non possiamo è un punto. Aspetta. Ci possiamo... Vabbè, serve titolare, non possiamo continuare con Petagna, che non si merita per qualità il posto da primo uomo. Che poi non era così, cioè nel senso, nessuno aveva mai pensato che noi puntassimo su Petagna per farlo fare il titolare inamovibile. Stava tornando, era tornato, cioè era guarito. Non ci posso... È venuto a Napoli come terza scelta. Bello e buono si è ritrovato come prima scelta. Che può fare? Non poi c'è la sfortuna della sfortuna, ovvero che Mertens si è fatta male a Milano, quindi che può fare Petagna? Dai su ragazzi, facciamo 2 domandine. Sicuramente il Napoli lo sapeva, non è che gira il mondo senza che nessuno lo sappia, stiamogli vicino, dobbiamo aiutarlo, non insultarlo e criticarlo. TD, io credo che il Napoli sapesse ovviamente che era prima in Belgio per le terapie, e poi sicuramente avranno concordato, mi piglio un giorno magari per salutare la famiglia, era il compleanno, quindi ci sta che vada lì. Non ci sta però che tu ti fai una festa senza distanziamento, poteva essere una festa privata, ma la gente gli era addosso, e non sono gente,
capito? In una bolla chiusa familiare che tu dici questi sono, c'era chiunque addosso a lui. E che sia preso il Covid lì è un'ipotesi, non possiamo mai affermarlo con certezza, ma comunque è una cosa che non possiamo accettare, non possiamo vedere. Le immagini parlano chiaro. L'ha presa là o non l'ha presa là, le immagini parlano chiaro. Sei comunque colpevole, perché non si può far finta di niente. Balotelli a 18 anni faceva incidenti con la Ferrari, paragone che non ci sta. Che poi sì, probabilmente su Balotelli, ragazzi, lì è tutta una carriera che lui ha dimostrato di non starci con la testa e di rovinare qualità calcistiche. Osimhen è all'inizio, io posso capire semplicemente questo, però 23 anni ha fatto, Peppe, ti chiedo, 22 o 23? Mi pare 23. A 23 anni io tenevo la testa sulle spalle, poi insomma il background culturale è diverso per tutti, eccetera eccetera, ma la pandemia non è che l'hai conosciuta adesso, è un anno che ne stiamo parlando, non puoi far finta, vabbè, ma quello, cioè, veramente è tosta da accettare. Quello che ma poi cacchio, tu lo sai, e ritorno sempre ai discorsi di prima, tu lo sai che tutti non aspettano altro, soprattutto che giochi nel Napoli, non aspettano altro che un passo falso, lo sanno. Ingenuità, personalmente ingenuità. Decisamente. Spero la società prenda provvedimenti. Una multa? Perlomeno. Quello che mi ha fatto più rabbia non è solo la festa, ma i soldi che buttava per aria, lui che dice che ha vissuto la sua infanzia nella povertà. Guarda, su questo... Allora, il gesto dei soldi così è una cosa americana che si fa, insomma, non è solo americana. Se tu fai un matrimonio greco, buttano i soldi così, è una cosa è un concetto di prosperità, no? Nel momento in cui tu dalla povertà, proprio dalla povertà, sei arrivato ad avere i soldi, questo significa adesso possiamo... non lo vedo come uno smacco alla miseria, anche perché non erano $500 a cosa, probabilmente anche una moneta africana che erano poche lire, questo non lo so. Ma al di là di questo è un gesto che fanno in generale nelle feste un po' più, se si fa così. Io vivendo in America non l'accuso troppo questo gesto qui, e non so Peppe che ne pensa. Io non ho visto il video, quindi non so a cosa si riferisca. C'era, sì, praticamente sia quella ragazza, che però non ho capito se è una cugina, una sorella, che gli sta spesso intorno, e poi stesso lui, ma lo faceva col DJ. Credetemi, per me quel gesto è il gesto, è la mancia a chi sta lavorando per te, quindi per quello forse anche da musicista io non lo vedo come una cosa grave. Condanniamo questo gesto, minchia, sono gesti più da condannare che questo. Ma non deve dimostrarlo sul campo, basterebbe una storia su Instagram dove chiede scusa e accetta le conseguenze, basterebbe solo quello per calmare la piazza. Su questo Deco io sono d'accordo, è importante agire subito, perché poi se no le polemiche montano e diventa sempre più dura poi dopo chiedere scusa. Come stiamo in Italia, poi? Sono passato solo per un saluto perché stasera c'è il miglior film di tutti i tempi, anche se l'ho visto molte volte non posso perderlo. Ciao Valerio, ciao Peppone. Ok, Porcomod, per di quale film? Cioè è un film forte, cioè non voglio fare i fatti lui, però ok. Beh, insomma, i film sono importanti. Per cosa vi serve allora? Ma a parte i pochi gol, ma non gioca quasi mai tra infortuni, eccetera. Danny, ma finora è sfortuna, cioè, come fai? No. Tra le persone che lo criticano, tra le persone che ironicamente chiamate l'ASL. Vabbè, quella è arrivato pure a me. L'ASL, ma che... Cioè, io non ce la faccio più a leggere. Allora, un paio di anni fa Mertens a Crotone. Mo chiamate l'ASL, ma che caspiterina. Mamma mia, non hanno senso, sono commenti che non hanno veramente senso.
Allora, ognuno di noi ha avuto un momento di debolezza verso parenti o amici, lui ha la sfortuna di essere stato registrato. Sì, però sei pure un esempio a gente, anche se non ti registrava, intorno a te, quelli cosa pensano? Lo fa lui, lo faccio pure io. Ma giù è delicata la cosa, io lo capisco. Visto che sei un personaggio pubblico, devi portare l'educazione, devi essere il primo a dimostrare di rispettare le regole. Ci vuole una multa da parte della società, ma non per una questione punitiva, ma proprio perché affinché capisca che essere un calciatore comporta comunque delle responsabilità e rispetto verso la società. È più o meno quello che stiamo cercando di dire. Anche per dare un segnale agli altri, che se Osimhen non lo multano, tipo Isai dice, ah, loro non l'hanno multato, bellissimo, allora faccio pure una festa. È chiaro, o per quelli che magari non lo hanno fatto e sono rimasti già, capito? Magari avevano, figurati se i calciatori non hanno avuto inviti di feste illegali, eccetera, eccetera, e magari io non escludo che lo abbiano anche fatto. Cioè, ci saranno situazioni in cui gente meno, insomma, meno avveduta, il video, il DJ, l'eccitazione in Nigeria, ok. Magari è successo a Posillipo, hanno distrutto tutti i cellulari all'entrata e chi si è visto si è visto, ma dico Posillipo come Milano, no? Sia chiaro, perché era opinione di tutti. Adesso che ci sono state queste mini vacanze dobbiamo vedere le nuove positività, perché per un periodo siamo stati più tranquilli. Non credo che il Napoli sapesse, potrei sbagliarmi, ma Bruxelles Lagos non sta a Reto Week. Sarebbe gravissimo se la società avesse saputo e avallato dopo tutti i problemi di Zielinski col protocollo, eccetera. Tu dici proprio in generale il viaggio verso casa, però è anche assurdo che non... cioè, se è così che proprio loro non sapessero, è allora anche colpa della società. Se non lo sapessero, lo escludo. Cioè, io penso che o qualsiasi società sappia qualsiasi movimento dei propri tesserati. Deve saperlo per forza. Io da milanista non li avrei mai spesi per un giocatore così, che è solo una scommessa. Vabbè, questo è un altro paio di maniche sulle qualità tecniche. 20 anni, ragazzi, dai, avrà tempo di maturare. E speriamo. Siamo sicuri che sia al 100% il filmato di 2 giorni fa? Allora, su questa domanda, Giacomo, io veramente ho fatto ricerche a più non posso. L'unica cosa che ti posso dire è che qualcuno stava dicendo un video di 3 anni fa e quella è una fake news, perché si vede nel filmato uno che indossa la terza maglia del Napoli, quella di quest'anno, nel filmato tra gli amici suoi che stanno ballando. Quindi la maglietta blu e rosa, quella bruttissima, è chiaro? Quindi la maglia di questa è quest'anno, e quindi è quest'anno che, se fosse vecchio, può solo risalire all'estate, perché qualcuno diceva sono a mezze maniche. Io non so il clima a Lagos in questo periodo, ma interno, esterno, si può stare pure a mezze maniche probabilmente, ma sicuro è di quest'anno, quindi pandemia, anche perché alcune altre persone, ho visto una ragazza con la mascherina abbassata, quindi 2 anni fa proprio no. Al massimo potrebbe essere, anche se una volta che il DJ l'ha cancellato da Instagram, credo proprio che sia di questo momento qua, potrebbe essere per fare gli auguri a Osimhen, il DJ l'ha postata nel giorno del compleanno, ma temo che non sia così, purtroppo. Buon anno a tutti, like per Valerio e Peppone, grazie Rita, benvenuta. Cominciamo veramente col botto e col bobotto, ma buonasera ragazzi, siete grandi, grazie Mattia. Grazie. Il virus a 5 giorni di incubazione, è impossibile che si sia infettato alla festa. Smurfing, su questo discorso è difficile dire la certezza, perché nemmeno i medici ti sanno dire la certezza così. Si parla da 3 a 5 giorni, quello che so io. E io ho aggiunto nel mio video, anche se non l'avesse preso alla festa, la festa è comunque la cosa grave. Cioè, se lui fosse tornato negativo, ok, è positivo, quindi è ancora più grave, ma se lui fosse tornato negativo, quel video della festa, senza mascherine, senza distanziamento, sarebbe stato comunque fonte di polemiche. Per po'.
concordo. Stiamo facendo tutti quanti dei sacrifici, ma chi bello e buono va a fare una festa. Yeah. Basta con questi confronti, rasenta anche il razzismo. Perché solo Balotelli? Prendete anche i calciatori bianchi come esempio di trasgressione. Alberto, non penso che in questo caso non c'entra proprio nulla il razzismo. Balotelli è una capa di cazzo, è un italiano giocatore di calcio capa di cazzo, che con il suo talento poteva arrivare al tetto del mondo. Pelle bianca, gialla, verde, blu, è sempre una capa di cazzo Balotelli, personalmente. Assolutamente. Saluto, ho visto anche il buon Marat, fatemi recuperare un po' di messaggi. Allora, Osimhen Somagno, virus, speriamo Raffaele, nel senso che di recuperarlo anche subito. Attenzione, che succede? Falco, come al solito. Facciamo salire i like, amici bellini. È iniziato l'anno con questo botto, speravo con Bobotta. Ma buon anno Valerio e Peppone a voi tutti spettatori. I limoni! Signora, i limoni. Bell'anno che hanno cominciato, bell'anno che hanno cominciato. Diventa veramente tosto. Diventa Manca solo che domenica per dire, vabbè, no, meglio che non parlo. Guarda, è dietro l'angolo, verso Cagliari Napoli con gli indisponibili, perché non solo poi Osimhen, ma continuerà a marcarci. Ci ritorniamo su questo discorso sicuramente più in là nella live. Osimhen ha sbagliato, però penso che un po' di intelligenza ce l'abbia, però si può sbagliare. Volevo chiedervi, secondo voi arriverà Emerson Palmieri? Sapete notizie? Buon anno ancora? Secondo me non viene. Secondo me non viene, perché il mercato di gennaio insegna che da Laurentiis non ha speso manco un euro in tutti i mercati di gennaio. L'anno scorso è stato un miracolo, diciamo così. E poi eravamo dall'altra parte della carreggiata, quindi era costretto anche per darsi una chance di Europa League. Secondo voi cosa sta pensando in questo momento Gattuso? Secondo me sta nero, è uno che non accetta questi atteggiamenti. Peppone, secondo te? Fossi in Gattuso mettesse faccio muro e gli direi ma che cazzo hai fatto? Ma proprio sinteticamente, perché conoscendo Gattuso più che la multa non lo farà giocare per parecchio, ma almeno 2-3 partite. Come la vedi tu? Se anche non fosse risultato positivo, probabilmente l'avrebbe lasciato, se lo sarebbe portato in tribuna. Sì. Perché conoscendo Gattuso, sì. Dai, su, che tifosi sono questi? Non diamo bella figura, ieri era un fenomeno e poi una pippa. Deve essere maturo e crescere, ripeto, solo Gattuso lo aiuterà, diamo tempo al tempo, abbiamo il giusto allenatore. Non è da insultare, però le critiche sì, se le merita, non sono il tipo da critiche, ma un po' di rispetto. Tu dopo 2 mesi out devi voler mangiare il campo e non ti puoi permettere una caduta del genere. Perché è già grave a prescindere, no? Il festino. Ma è ancora più grave quando tu per 2 mesi non ci sei stato e stai per tornare. Lascia stare che la festa l'ha organizzata tu, tua mamma o chi. Ma tu, se vedi un casino, se vedi assembramento, tu dici io non entro e metti subito il freno. Ma già che entri, osi di entrare in quella casa, dimostri troppa superficialità e che probabilmente non hai capito niente del momento che stiamo ancora vivendo. Assolutamente sì. Osimhen ha sbagliato perché andare a ballare cose da pazzi. Berlusca approved. Bacrutrone, Peppone, tu hai notizie? Credi che si... Mi pare che andava al Benevento, ho letto una cosa del genere, proprio su Telegram, proprio di sfuggita. Quindi meno male ci sono cantato il corso. Una squadra brava, una squadra che la Fiorentina è comunque. Vlahovic non è che sta garantendo, cioè adesso sta uscendo un pochino. Se Cutrone era in forma avrebbe avuto più chance anche alla Fiorentina. Io non credo che sia un grande crack, poi è giovane, magari più in là. Non ha fatto la cagata di lasciare Milano, secondo me doveva rimanere là per crescere e maturare.
Ma poi è diventato un rapper che lancia i soldi a terra, comunque ha fatto una cazzata e si merita la giusta punizione più una multa che forse prenderà anche il Napoli, la multa. Non so, il Napoli prende la multa, non capisco. Il Napoli perché gli ha permesso il viaggio? Ma penso che è da escludere questo fatto della multa anche al Napoli. Cioè il Napoli che c'entra? No, ma stanno viaggiando tutti. Poi sarà il Napoli che multerà lui se ovviamente non è previsto un comportamento del genere. Ma appena torna negativo Osimhen, tifo Gattuso per le mazziate. Sì, ma domani, Mariano, e domani sarà Petagna con le Ador. Ma domani è sabato. Ah già, domani no, infatti, dopo domani. Aspetta, non è che ci stiamo perdendo. Ah no, No, sì, domani è sabato, a posto. Ok. Forse lui intende qualche altra cosa, vediamo un pochino, magari ci aiuta. Madonna. Allora la secondigliana, non lo so. Non è questione di anni, non parlate di maturità perché fa girare le palle. Anche un bimbo capisce la situazione e sa cosa si può e cosa non si può fare. Ha fatto una stronzata. L'unico è Lammers. Che intendi, Francesco? Sull'Hammers? Anche lui positivo? Anche lui che è andato in giro? Achille, preferisco un colpo di pistola alla nuca piuttosto che vederlo in campo. Tra l'altro, proprio la scioltezza. Cioè, mi stava facendo una pump, ha fatto fuori Milik, ha fatto fuori Mertens, ha fatto fuori Osimhen, ha fatto fuori Llorente. Ci manca solo che fa fuori Petagna per il Lozano prima punta. Perché ho notato nel finale del tuo video, tu alla fine sottolineavi proprio questo, è la maledizione di Arcadius. Troppe coincidenze, però minchia. Incredibile. Dobbiamo fare gli scongiuri, amici bellini. Lasciamo il like per evitare il botto Osimhen e le cazziate di Gattuso. Mi raccomando, niente mazzate su Osimhen che poi si scassa tutto la Ah, questo pure è vero. Prenderlo per bene, piano. Ma no. Con delicatezza. Sull'Hammer si intendeva di prenderlo a gennaio, credo. Se vendono anche Gomez, non credo che l'Atalanta si privi del talento appena preso. Non credo. Oltre a Osimhen, che ne pensate di Milik, del macello che sta facendo? E secondo me se ne deve andare il più presto possibile. Ti abbiamo appena risposto. Le condizioni di Mertens ancora nulla, nel senso si parla che almeno un paio le salta. La settimana fa ho visto che si allenava il ginocchio, ma non è pronto ancora, secondo me. Non so come sia caratterialmente Osimhen, io lo vedo come uno che è in grado di mettere da parte le critiche, ha già digerito il peso di essere l'acquisto più costoso del Napoli. Sotto questo punto di vista magari sì, però lo sai com'è la piazza, Giancarlo, cioè i napoletani noi siamo pronti sempre a difendere quando c'è da difendere perché siamo attaccati su tutti i fronti molto spesso, ma quando sappiamo di essere colpevoli, noi nel senso che lui è noi, fa parte di noi non perdoniamo nessuno, cioè sarà dura. La società già aveva problemi con Milik, aveva deficienti non lo so. La multa no, scusate, Ronaldo è tornato positivo dal Portogallo e hanno dato la multa solo a lui, anzi l'hanno proprio denunciato. Sì, ma infatti la multa non la può prendere il Napoli, sarà una cosa interna. La cosa bella, la cosa buona è che pare che non sia entrato in contatto con la squadra, quindi l'hanno potuto isolare subito. Sì, che quello dopo Capodichino che è arrivato dal Belgio, è andato, mi sembra, subito a casa o direttamente a Castelvolturno, ma isolato, che era in attesa del tampone, perché quelli mi sembra che appena atterri a Capodichino ti fanno il tampone, se ho capito bene. Osimhen è solo un secondo Milik, come lui si è infortunato subito e dopo rientrerà come una pip. Mammaro Carmen. Mamma mia, Mammaro Carmen, ti prego. No. Osimhen entro il 10 sarà guarito, le persone meridionali sembrano essere più immuni al Covid, lo dimostra la percentuale dei tamponi. Magari è il clima. Speriamo bene.
Arcadius, fuori da questo corpo. Ecco. Secondo te chi gioca in porta contro il Cagliari? L'ultima che ha giocato Meret contro il Torino. Sì. Quindi secondo me gioco Spina. Se le gerarchie, se Gattuso rispetterà questa cosa, si alternano, quindi giocherebbe Spina forse. Buonasera e buon anno nuovo. Un Diego Costa svincolato non potrebbe tornare comodo? Viste nate che te una capo non poco spostato. È vero. Cioè, recentemente ha fatto lo scherzo che si è messo a starnutire in faccia delle persone nel periodo di Covid, ma non mi ricordo se era all'aeroporto o mentre usciva dallo stadio. Questa è proprio una cape. Benissimo, mi hai detto questo che non lo sapevo, va bene così, già perfettamente identificato. Comunque ho paura dei giocatori che giocheranno contro Osimhen quando tornerà e tutti lo sanno che ha avuto un infortunio alla spalla e punteranno a farlo male come sono fatti certi giocatori. Davide... Ma che cosa? Cioè, apposta verso il punto debole. Cioè fanno l'ammutinamento contro Osimhen. Cioè, No, ma non penso ai nostri, io penso agli avversari. Ah, gli avversari? No, vabbè, dai, per favore. Guarda che secondo me qualche giocatore queste cose le fa e le pensa, però non tutti, non lo so, spero proprio di no. Ma onestamente per voi Osimhen vale tutti i soldi che ha speso il Napoli? Questa è la domanda che si fanno in molti, Peppo? Teniamo presente che Osimhen non è stato pagato 80 milioni, ma 50 più 10 di bonus. Io direi che tutti gli attaccanti valgono questo, soprattutto i giovani, che devi spendere, gli attaccanti devi spendere. Poi se li vale o no non possiamo attualmente valutare, perché ha fatto, come abbiamo detto all'inizio, 6 partite e in 6 partite non puoi giudicare un giocatore. Assolutamente. Eccola là. Non l'ho fatta nemmeno apposta, ma il bicarbo Napoli mi è uscito il ruttino. Scongiuriamo tutto e niente tosse. Ragazzi, vi devo chiedere una cosa, oltre ai like, qualcuno che dona così fate risparmiare una cosa a Rita, perché Rita non si ferma. Per favore, per cavalleria, io poi li ridò a Rita, perché così non possiamo andare avanti. Rita, ti blocco dal canale, cioè non va bene, non può andare bene così. Peppone, mai dire mai, Rashford ha un problema alla spalla e la scorsa partita il giocatore dell'Efro lo ha tirato per il braccio. Madonna mia, ti prego. Madonna. Ecco qua, un po' di positività oltre alla positività del Covid, un po' di positività. Secondo me l'anno prossimo esploderà definitivamente come Lozano. Ragazzi, Lozano ci deve aiutare ad avere un pochino di pazienza sui giocatori nuovi che arrivano. È importante. Concordo assolutamente. Cioè, io mi ricordo Mertens, quando Milik si fece male, fece un mese di punta, il primo mese in cui non segnò tantissimo, anzi molti erano un po' titubanti, ma siamo sicuri che è una punta, Sarri non capisce niente, eccetera. Dopo il mese un po' di lavoro su quel ruolo, ha segnato sempre. Quindi un po' di pazienza. Soprattutto per un giovane che ha 23 anni, vabbè, a parte l'episodio che ha fatto, ma ci vuole pazienza. E infatti noi adesso bravo, perché l'importante adesso è non farci influenzare sul giudizio del giocatore, che sia una promessa o meno, farci influenzare da questo comportamento. Facciamoci la domanda separata, tecnica e poi comportamentale. Da regolamento scatterà una multa e che la possibilità blocca anche il percorso stabilito dal club che aveva programmato la visita del controllo al braccio. Giustamente poi non si potrà allenare in gruppo, ragazzi, è una mezza tragedia. È una mezza tragedia. Comunque 6 partite, 2 gol e 3 assist, se permettete, per me Osimhen è una promessa. Multa salata, un paio di partite in tribuna e poi se la vede Gattuso con i limoni.
Diamogli fiducia. Vediamo un po'. Secondo me segna Fabian Ruiz contro il Cagliari. Ah. Siamo sicuri? Interessante. Allora sto fatto che è costato 50 è una stronzata immensa. ADL ha detto che è costato 70 più 10 di bonus, poi che ha venduto 3 calciatori a Lille è diverso e non ci vale 80 milioni, se ne vale 30 è tutto il mondo. Vabbè, crediamo a ADL. No, ma poi è chiaro, no? Che se ADL si vuole atteggiare che spende, lui fa la somma di come a bilancio viene messo e tu vedi quel numero là. Ma poi tu devi valutare Karnesis, i 2 giovani della primavera, 30 milioni? Cioè, sono dinamiche di mercato che servono per le plusvalenze, servono per mettere a bilancio una serie di cose. 30 milioni per me sono pochi, 50 sono tanti, ma 40 almeno li valeva per quello che ha dimostrato nell'anno e per le squadre che lo cercavano, perché era quest'anno che lo dovevi prendere, altrimenti c'era su di lui Liverpool. Non solo non lo prendevi più, ma lo prendevi per una cifra molto più alta, che secondo me l'anno prossimo nell'Ill sarebbe esploso. L'hanno detto tutti, o se ne partiva quest'anno o sarebbe poi esploso ancora definitivamente nell'Ill. Ragazzi, con Osimhen in campo, quanti gol ha segnato il Napoli e quanti ne ha segnati senza? Perfino i commentatori di Sky l'hanno dovuto elogiare, questo dato non può essere ignorato. E sono d'accordo, perché ti cambia proprio la squadra. Sì, ma qua parliamo anche di modulo e di movimenti, quindi andiamo in un discorso molto più lungo, molto più ripetitivo, mi viene da dire, che ne abbiamo parlato sempre. Sì. Ma come si può criticare un giocatore che in 400 ha segnato 2 gol, ha fatto 4 assist, soprattutto fa giocare meglio la squadra con i movimenti? Esatto, questo è il discorso dei movimenti. Stanotte ho sognato che Insigne la mette nell'angolino destro. Ci potrebbe essere. Giocati i numeri, vediamo. Pasquale YouTube, secondo me manca un regista alla Jorginho, oltre a Demme non abbiamo veri mediani che danno il via all'azione. Sì, tranne che però Jorginho è 4-2-3-1 non ci azzecca. Perché lo vedevamo anche con Benitez che faceva molta più fatica. Stesso discorso Manolas di Avarà, credo si riferisca alla scambio con la Roma? Mi sembra. Ah, sì, forse sui soldi, esatto. Perché il Napoli compra Manolas, però cedendo di Avarà poi a bilancio è tutta un'altra situazione, supervalutazioni, eccetera, eccetera. Sì, è questo a cui si riferisce. Sky Video Osimhen, il club e Gattuso arrabbiati, pronta la multa. Ok. Ci aspettiamo, infatti, ragazzi, stasera ci aspettiamo approfondimenti, cioè nel senso nuovi aggiornamenti al riguardo. Obiettivo 100 raggiunto, sempre grandi gli amici Bellini. Dimmi. Olè! No, olè! Una cosa bellina. Allora, conoscendo il mercato di oggi, l'anno prossimo ne volevano 100. Osimhen 21 anni, 80 milioni sono troppi, quel pacco di Maguire 90 milioni e poi siamo noi che abbiamo pagato tanto Osimhen. Preferirei giocare con Britos che con Maguire. Sì, quello è un'altra delle cose assurde del mercato drogato della Premier, che spendono soldi pazzeschi per i difensori perché ce ne sono pochi. Ma il calciomercato dagli anni di Cavani, che noi lo pagammo 18, 15, 18 e lo vendemmo a 60, che a quell'epoca 60 era una cifra irraggiungibile. Mo 80, tanto per dire 80, sono bruscolini. Cioè, questo per far capire che il calcio è tutto basato sui soldi, purtroppo aggiungerei. Quindi pure un Isai di turno potrebbe valere 50 milioni. Mi pare c'è la clausola da 50 milioni. Se non fosse che è arrivato in scadenza, altrimenti c'è stato un periodo in cui si parlava di Bayern di Monaco per Isai, quindi
Il comportamento del ragazzo denota una certa immaturità, oltre che irresponsabilità umana e professionale. Per me il Napoli dovrà multarlo per dimostrare al gruppo squadra che le regole si rispettano. Ritornerei al 4-3 solo per non bestemmiare causa Fabian, che poi ragazzi, io insisto, 4-3-3, 4-2-3-1, Fabian ti fa bestemmiare a prescindere dal modulo, perché dipende tutto da lui. Dipende tutto da lui. Io poi le partite, lo sapete che io non guardo più il pallone, guardo solo i movimenti. Nell'ultima partita col Torino noi 4-2-3-1 ci siamo stati per pochi minuti, poi entra Elmas e passiamo a 4-3-3 e comunque abbiamo giocato una chiave, lo dico senza peli sulla lingua. Quindi l'acquisto di Neymar del PSG ha rovinato il mercato, assolutamente. Quindi si può identificare il PSG. Dici qualche notizia? No, volevo parlare riguardo a Fabian Ruiz, sì. Il post del gennaio 2020 dicembre 2020. L'ultima frase a me mi ha lasciato un po' pensare. Mantengo il piacere e la voglia di lavorare, ma spero che il 2021 arrivi carico di opportunità e soprattutto tanta salute. Quel carico di opportunità mi ha lasciato pensare. Ok, tu dici opportunità di mercato, nel senso qualcosa di diverso sotto quel punto di vista. Mi ha lasciato pensare. Ma io Fabian quest'anno lo vedo proprio distratto. Personalmente, ma non lo so. No, vabbè, si deve dare una svegliata, perché veramente così non è il valore aggiunto che ci aspettavamo. A Sky parlano di una società e Gattuso molto arrabbiati, in arrivo la multa. Buonasera ragazzi, ciao Peppone. Buonasera. Mariano, cerchereste di prendere Bakayoko se il campionato finisse ora? Sì. Anche io. Una volta che abbiamo trovato... A gennaio il Napoli sarebbe pronto a comprarlo subito a 18 milioni. Dovrebbe fare l'offerta subito, perché poi anche nel giochino che io gioco sull'altra piattaforma praticamente non me ne ero accorto, ma essendo Bakayoko in prestito a un certo punto il Verona a gennaio fa l'offerta e passa. Maronna. Cioè mi è passato Bakayoko al Verona perché io non avevo, perché il Chelsea doveva dire sì e quindi non potevo dire niente, quindi il Napoli dovrebbe muoversi subito. Attualmente Osimhen deve mettersi sotto, deve praticamente rifare la preparazione perché è fermo da 3 mesi e dobbiamo sperare che per fine gennaio o inizio febbraio vada in condizione. Rimandiamo sempre. È palesemente distratto da altro, altrimenti non saprei giustificare il fatto che in nazionale è un fenomeno mentre da noi diventa una mezza pippa. Per me è palese che voglia tornare in Spagna, ovviamente ci riferiamo a Fabian. Se Fabian volesse potrebbe mettere le palle in testa a tutti i centrocampisti della Serie A perché ha tanta qualità. Sì. Scambio Tuven, non lo so pronunciare, Tuven? Milik, che ne dite? Magari. Tuven può giocare in tutti e 3 i ruoli dietro la punta, quindi sarebbe perfetto. Visto che anche lui è in scadenza, ecco perché si sta parlando di questa cosa qui, che anche loro lo perderebbero a 0, il Napoli però dipende poi dai giocatori, cioè le società, dato che loro vanno in scadenza, hanno poco da dire al riguardo, dipende se i giocatori accettano la destinazione, se accettano gli ingaggi. È più complicato. Cioè, ha rifiutato Roma, ha rifiutato all'improvviso, mi sembra pure la Juve, ma che sogna, dove vuole andare? A Barcellona? Non lo so, se vuole andare in Spagna cominciasse ad accettare l'Atletico Madrid che pare fosse interessato, poi bisogna capire se il Napoli accetta l'offerta che è bassa dell'Atletico Madrid, perché giustamente 8 milioni, mi sembra 8 milioni mentre da Marsiglia 10, minchia. Madonna, come cazzo si è svalutato lì? Da morire, perché ma è così, e quando tu lo porti in scadenza è così. Buonasera Fabio e ben trovato. Questo l'ho detto alla Asso. Buonasera Fabio e ben trovato. Fabio sta facendo schifo, ma comunque ci potremmo fare un sacco di soldi come facemmo con Giorginio. Sì. Speriamo. Giacomo Pizzotto, però sei su. Aspetta, qua ci sono risposte evidentemente in base a qualche altro messaggio che mi sono perso.
Se perdiamo contro il Cagliari godo. Allora, Golden, Ok. io ti sto tenendo d'occhio, caro Golden Falcon. E tu, se non scantoni con le parole con l'altra gente, perché ti vedo e ti sto dando una possibilità. Va bene tutto, ok? Ma che tifoso del Napoli sei? Se ti professi tifoso del Napoli, a meno che non sei un fake, se perdiamo con il Cagliari godo, sei un tifoso del Napoli? Ti professi tifoso del Napoli? Non esiste tifoso del Napoli al mondo che sia veramente un tifoso che può godere della sconfitta della propria squadra. Mai. Cioè, ma serio, i tifosi di oggi sono più contenti che la propria squadra perda pur di avere ragione. Per dire l'avevo detto. Guarda, è uno schifo, è proprio uno schifo. Io capisco certi giornalai che lo fanno per mestiere e puntano su queste cose per poi essere chiamati in trasmissione, ma il tifoso che non ci guadagna neanche niente, no, Tutto bene, è un altro classico, tutto bene. E infatti potevo rispondere a questa cosa qua: se perdiamo contro il Cagliari godo, tutto bene. Perché non c'è altro da aggiungere. Ha detto se perdete col Cagliari godo. Scrive l'assassino, tu pure hai dei problemi di grammatica, cioè al di là dell'H ha detto se perdiamo, no perdete, ha detto perdiamo, vuol dire che si sta ponendo come tifoso del Napoli. Dai, evitiamo di dire stupidaggini. Madonna. Ciao Vale, ciao Peppo, Francesco. Amica Bellina, anche a te. Allora fammi vedere un pochino, c'è chi se la ride, ma c'è solo da ridere rispetto a certe affermazioni. Secondo me l'aspetto positivo della vicenda è che potremo verificare presto se Osimhen vale o no, sarà strigliato da Gattuso e lui dovrà dimostrare umiltà e serietà, altrimenti andrà in affanno. Là si vedrà il carattere del giocatore. Una tendenza, io lo sapete che la tendenza a New York non si trova? Mi manca. La verità mi manca. Non mi piacciono le birre di qua. Se il Napoli vince col Cagliari, noi napoletani godiamo, forza Napoli sempre. Invece di sostenere la maglia pensano ad avere ragione. Io ho 60 anni e quando il Napoli perde non dormo la notte. Giacomo, ma chi è così è così. Quando il Napoli perde, io ok che faccio big visual come tutti, che tanto YouTube, su YouTube piace molto un tifoso che sfoga e si incazza. Ma quando il Napoli perde dopo il video, io metto Coppoliet, leggo Telegram in maniera proprio distratta e guardo il soffitto. E lì penso, ma come cazzo hanno perso? Tipo Ciao Marcello. Ciao Marcello. Ciao Marci. Ciao. A dire cose di razzismo ti devi fare un altro account, devi fare, è tutto lavoro sprecato, è tutto lavoro, è tutta braccia tolte. Questa è la seconda persona che leggo che dice quella parola, la seconda. Cioè, ma il 2021 cosa ha portato? Un cazzo. Cioè, ne è cambiata manco cazzo. Cioè, no, sto stronzo io che io perché voglio fare la live bella serrata, veloce. No, non si può fare. Purtroppo YouTube è come il mondo, piena di gente di merda, e quindi quando c'è la gente di merda, io che sono a casa mia devo aspettare e devo fare le cose con calma, e le persone devono capire che io devo andare lento perché non posso nemmeno per sbaglio leggere una cosa del genere. Nemmeno per sbaglio. Pasquale Lomoriello, buonasera Vale Peppone, ma Llorente rimane? no. Tu dici se ne va? Sì. Dove? Mi ritorno in Spagna. Ok. Io, guarda, l'unica cosa è che un po' l'infortunio di Mertens e un po' questo fatto di Osimhen che potrebbe portarsi più a lungo, visto che cioè l'infortunio era un dubbio, ma la positività non sai.
ho avuto questa impressione che forse il Napoli potrebbe trattenerlo proprio perché andiamo in difficoltà proprio a livello numerico, però non lo so. Ma comunque sti tamponi sono strani perché un giorno sei positivo, 13 giorni dopo sei negativo, quindi automaticamente eri un falso positivo. Dopo 6 giorni sei un'altra volta positivo. Cioè, ovviamente non c'è una cosa che tu sai. No, è complicato, è una cosa complicatissima. Allora, secondo voi inciamperemo ancora contro le piccole? Quando affrontiamo le squadre più scarse di noi perdiamo sempre punti preziosi. Giancarlo, ma in realtà quest'anno no. Cioè, quest'anno abbiamo perso più scontri diretti, abbiamo perso col Milan, abbiamo perso col Sassuolo che era in forma e poi con l'Inter, È la con Lazio. Lazio, e l'unica che insomma abbiamo steccato è col Torino, dove l'abbiamo agguantato il pareggio all'ultimo a tutto. Si può considerare una sconfitta a livello di prestazione, quello sì. Però finora quest'anno è diverso dagli altri anni, cioè Genoa, Parma, Benevento, abbiamo battuto tutte squadre più piccole che di solito ci mettono in difficoltà. Guarda caso con Osimhen in campo, togliendo Torino. Esatto. Sì, Mr. Flower, sì, è chiaro dove stai. Si può mettere il filtro, ma io penso se nel 2021 devo mettere il filtro per quella parola. Cioè, pensa se io mi pongo il problema che dico c'è qualcuno... Errore mio, hai ragione, devo mettere il filtro per quella parola. È incredibile. È No, incredibile. poi a me mi dicono che sono un coglione, uno stronzo, se io vorrei uno YouTube che quando uno si iscrive su YouTube ha la possibilità di iscriversi una volta che mette che scrive il documento del suo documento, la carta d'identità e bannato bene, non puoi più entrare. No, no, vabbè, io sono E ormai d'accordissimo. YouTube è che una persona si può creare 10-20 account, se ne fotte. Ma così non si va a naso. Prenditi le tue responsabilità e non fare, cioè, capito, dietro la tastiera ognuno che fa il credito, perché poi magari quello nella vita normale non si permetterebbe mai di dirlo a nessuno, capito? Fanno gli esaltati così. Quella di Osimhen era una fake news, Vinci? No, mi sembra tutto confermato, ne stiamo Purtroppo no, parlando. magari. Magari. Allora, sinceramente mi è sempre mancata il Napoli, ma la mancanza di dopodomani non la sento. Osimhen, gli infortuni, Milik, tribunali mi stanno facendo passare la voglia, ma nonostante tutto forza Napoli. Capisco, è difficile. Il puro Covid che ci ha fatto un po' ammosciare. A tutti, esatto, e guardiamo delle partite perché guardiamo le partite, ma non sono partite di calcio senza il pubblico, diventa veramente, veramente difficile andare avanti così. Gattuso su sto fatto ha invertito il trend degli scorsi anni, ci riferiamo penso alle squadre piccole. Vediamo un pochino. Allora, qui trovate tutti i video dei festeggiamenti. Ok Marco, sì, io li ho visti e purtroppo possono saltare su qualche account, ma altri lo riposteranno sempre. King Gaetano, ma che è successo? Peppo, vuoi fare il discorso del Maria cavallo? Praticamente un DJ ha postato un video di Osimhen che gli hanno fatto una festa a sorpresa, ha organizzato una festa nel periodo di Covid, senza distanziamenti, senza mascherina. Il video è stato pubblicato e giustamente è esplosa la bomba. Il risultato positivo, la società incazzata, arriverà sicuramente la multa, magicamente il DJ ha cancellato il video, ma secondo me è stato cancellato anche sotto consiglio della società Napoli per non alimentare troppo, però non lo so. Questo sì, di solito si interviene in questi casi qui, solo che ovviamente tu cancellando il video puoi evitare i commenti sotto, l'orario in cui è stato postato, perché io la prima cosa che ho guardato è quello, l'orario e il giorno. Su Instagram non ti dice l'orario quando sono passati vari giorni, però diceva 3 giorni fa, 3 days ago, quindi quello è quello che abbiamo. Nella vita normale se lo dicesse faccia a faccia Osimhen lo facesse in Irais, non c'è dubbio. Secondo me Llorente deve rimanere, grazie per la spiegazione. Allora,
Vediamo un pochino. Assurdo come per una cazzata di Osimhen che comunque non deve essere perdonata, si è alzato un polverone sul fatto che valga o meno milioni di spesi. Ma davvero facciamo? Ma infatti noi dobbiamo essere intelligenti e scindere le due cose. Scindere assolutamente le due cose. Una cretinata. Neymar ha fatto il bestino in Brasile. Quanto è durata quella polemica? Mezza giornata, basta, non si è parlato più. Ma questo fatto di Osimhen se ne parlerà domani, dopodomani, lunedì, sì, e si allunga sempre il brodo. È vero, è vero. Allora, per me dovrebbe essere multato per farlo crescere per rispetto per i compagni di squadra e per la società per lui. A Cagliari di nuovo Petagna, mannaggia miseria. Ma povero Petagna. Poveri, pure a me mi viene da dire poveri. Allora, Osimhen si vede già dalle reazioni in campo che è ancora immaturo e troppo istintivo, ma per quello che ha passato e per l'età io lo perdono. Charles Bukowski. Dove sta? Neymar ha fatto il festino, ma tutti con il tampone negativo gli invitati. Quindi praticamente si è organizzato prima, tamponi di 4-5 giorni prima. Vabbè. Poi sono pure i mezzi, perché Neymar è anche capace di investire un 100.000 euro per fare i test a tutti quanti per tempo, per farli viaggiare privatamente. Ma come abbiamo detto all'inizio, negativi o positivi, tu e FS ne può fare assembramento, ne può fare ugualmente, pure se i tamponi sono tutti negativi, ne può fare. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Davide Afzal, grandissimo, mi sa che se Neymar torna col Covid a Parigi se ne parla e come. Infatti poi dobbiamo pure capire i tempi, no? Ce lo fanno tornare a Parigi? Potrebbe poi uscire dopo. A noi è uscito subito, proprio 2021. Buongiorno, proprio subito così. Veramente. È uscito un'ora prima dell'Osimhen è atterrato a Napoli. Incredibile. Allora, buonasera. Nel frattempo ringrazio Fabio, ringrazio i moderatori che stanno facendo il loro dovere, ragazzi, grazie mille. Buonasera ragazzi, Osimhen va bastonato ma fisicamente, questo scende dal giocatore che ha grandi potenzialità e questo rimane. Mamma mia. Che poi Gattuso è anche capace di prenderli faccia a faccia in un certo modo, ma veramente lì serve un insegnamento da un professore che lui non ha mai avuto, da un amico più grande che non lui ha mai avuto. Cioè, se credi nella persona, se credi nella persona, nella bontà della persona, tu ti metti, gli spieghi delle cose e dici guarda, hai fatto una stronzata, lo sai anche tu, questo e questo. Perché ognuno di noi ha avuto un mentore, una persona più grande alla quale poi si è rivolto. Io ricordo che avevo un musicista che era stato il mio maestro e poi io guardavo lui anche come esempio perché aveva 10 anni più di me. Se lui faceva una cosa, io prendevo esempio e servono questi personaggi a persone giovani che si stanno affacciando in una realtà insomma che ti mangia, come sono quelle poi dei social eccetera eccetera. Sei famosissimo, la tua vita privata è sparita, è finita, non c'è niente da fare. Questa è una bruttissima botta da cui ci si può riprendere solo vincendo la prossima. Il passo verso il baratro è lì, però può esserci un gradito sussulto di estrazione sarda. Forza Perez. Grazie Elpidio, grazie sempre per la tua presenza. Certo è, Peppo, che se andiamo a Cagliari e facciamo una bella prestazione dove magari anche facciamo funzionare Petagna con Lozano e Insigne, che dici? Un bel 4-3 con Fabian Ruiz, Demme, Zelischi. Vabbè che Fabian Ruiz lo metti, fa cagare. Però serve una sveglia. Cioè non puoi iniziare il 2021 riproponendo lo stesso calcio contro il Torino. Va bene che Cagliari sta leggermente più in forma del Torino, però è pur sempre il Cagliari, con tutto il rispetto.
Mo ti sei tolto tutte le partite difficili, Inter, Atalanta, Roma, eccetera. Mo hai tutto un filotto di partite sulla carta abbordabili. Hai Cagliari, Spezia, queste squadre qua. E tu le devi vincere. Che poi ci stanno scontro diretto tra quelle là sopra e tu devi approfittare se il tuo obiettivo è realmente il quarto posto. Esattamente. E visto che siamo ad un'ora di live, tra l'altro Peppo, in qualsiasi momento tu devi andare, non ti fare problemi. Siamo a un'ora di live e quindi direi di switchare, perché oramai il discorso Osimhen, ragazzi, più di quello che abbiamo detto non possiamo dire, cioè non possiamo, quindi cerchiamo di proiettarci verso Cagliari-Napoli, considerando gli indisponibili che da notizie dell'ultima ora sono Koulibaly, Malqui, Mertens, Osimhen ovviamente, e poi c'è il dubbio Demme, che è uscito malconcio dall'ultima partita con il Torino. Qualcuno aveva anche detto gioca Bobotta, ma io non so se facendo così lo scongiuro oppure me lo chiamo, però vediamo un pochino. Un vero tifoso. Vabbè che Malqui ormai sta sul piede di partenza. Vabbè, Gattuso non lo vede. No. È da quest'estate che secondo me lui ha fatto di tutto per vedere di prendere il meglio da Malqui, ma non è riuscito a convincerlo, secondo me. Ce lo mette ala. Fatto, poi l'ha messo prima al posto di Lozano. Un vero tifoso non tirerà mai a perdere, non tiferà mai a perdere. Abbiamo tifato Napoli col cuore anche in Serie C, sui campi tipo Martina Franco o Teramo, figuriamoci a Cagliari in Serie A, forza Napoli sempre. Francesco, non c'è dubbio. Ma Rahmani Pasquale ci chiede, secondo te dobbiamo aspettare la Coppa Italia? Ma cioè, non è una questione di modulo, probabilmente è una questione mentale, questione tattica, tecnica. Tu Koulibaly e Manolas non li puoi togliere, ma è anche vero che non li puoi far giocare sempre. È anche vero che Maximovic non ha reso, quindi una possibilità col Cagliari o magari con Spezia, gliela puoi dare. Ma non lo so con l'Empoli quando giochiamo, però mi sembra proprio dopo Cagliari. Ma non mi ricordo. Il 13 se non sbaglio. E quindi dopo Cagliari. No, aspetta, mi pare sì. Sì, vabbè, dopo Cagliari. No, poi 2 settimane, dopo Spezia. Io spero che secondo me vale come difensore, come ho sempre detto. L'anno scorso mi è piaciuto un botto col Verona. Anche a me. Vedi, Fabio ci dice gioca con l'Empoli in Coppa Italia. Che classe sono? Sono dell'83, Mauro. E vediamo un pochino. Allora, io mi prendo il mio tempo, non me ne fotte proprio. Posso chiedere a Peppone cosa ne pensa? Perché sono arrivato tardissimo. Qual è la tattica di Gattuso? Vi prego. E Rahmani ha fatto festa con Osimhen? Un saluto. Non credo. Ma forse stavi con la tua amica Federica, per questo sei arrivato in ritardo. Cioè, non lo so. Non lo so. No, vabbè, c'è confusione. Salve Rani, buonasera, buon anno ai Baconi e non, Bobotta, assolutamente. Ok, Angela fa la domanda precisa. La vostra formazione di Cagliari-Napoli? La viso puntata. Ospina in porta, Isai, Rahmani, Manolas, Marrui. Demme non credo ce la faccia, quindi Bakayoko e Fabian Ruiz. Insigne, Politano, Lozano, Insigne e Petagna. Quindi hai messo Politano dietro la punta? Lozano dietro alla punta. Lozano sotto punta.
Ok. Io credo anch'io che gli usai a destra per vedere a destra con... Non so, ecco, a questo punto resta il dubbio Ospina Meret, perché Meret sta giocando delle partite un pochino più di secondo livello, però c'è anche l'alternanza. Immagino che la partita sia importante da vincere per una serie di motivi, quindi Ospina, Jusai, Maksimovic, Manolas Maksimovic, con magari Rachmani subito pronto nel caso in cui uno dei due non stia in gran forma, Mario Rui, centrocampo con Fabian, Bakayoko, Zielinski, e quindi capire se Zielinski un po' più avanti o nel 4-3-3, e davanti Lozano, Petagna, Insigne, e quindi solo il dubbio se Bakayoko e Fabian giocano a due oppure se Zielinski si mette a fianco a loro. Questa è la mia cosa. Fabio ci dice la sua: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Jusai, Bakayoko, Lobotka, Zielinski, Lozano, Insigne, Petagna. Madonna, Lobotka. Può essere pure che lo mette per farlo vedere al Torino. Guarda, è pronto, compratelo. Madonna. Uno sport è pulito, educato, pigliatevelo. Meret, Manolas, Angolino. lo scommette Gulam, Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Insigne, Petagna. Chissà se Gulam ce la fa, chissà. Secondo me Gulam se ne deve solo andare, personalmente. Buonasera Valerio, buon anno a te Peppone. Non so voi, ma per me abbiamo una squadra fortissima e si capisce dal fatto che senza gioco vinciamo contro tutte le piccole, sconfitte solo con le big. E poi l'unica sconfitta che mi ha lasciato un po' amare solo con l'Inter, sinceramente. Sì. Quella è difficile da accettare sicuramente. Allora, sono andato a vedere il video e buttava dei soldi, ma perché l'ho spiegato prima, King, è un modo che si usa in America, si usa in alcune culture, anche in Grecia quando fanno le feste, si fa così perché è una sorta di mancia che si dà negli strip club, si danno le mance anche alle donne che magari si stanno ballando per te, si fa così. Non è una cosa che sto buttando i soldi, era per questo motivo. Mi rendo conto che è difficile da spiegare a chi non è mai stato in certe cose. I calciatori hanno troppo potere, non possono esistere comportamenti di Osimhen e Fabian. Al primo gli farei vedere il campo a metà aprile, se sbagli una volta sei finito, devono tremare le gambe. Però aspetta, Alessandro, Osimhen e Fabian, cioè due comportamenti completamente diversi. Osimhen male fuori dal campo, Fabian male in campo. Cioè non capisco il paragone, sinceramente. Quindi facci sapere. Parlando di nuovo di Osimhen, ma sbaglio o era ubriaco marcio? Allora, Peppone non ha visto il video, però io, Erdonga, temo di sì. Ho avuto questa impressione. Sai quel sorriso continuo, lento nel ballare? Ho avuto l'impressione che non fosse lucidissimo. L'ho avuta questa impressione. Rachmani è stato preso perché doveva andare via KK ed è un'idea di Giuntoli. Gattuso non lo vede proprio, dice Mariano. Donato Vicario, vogliamo Costa Pasquale. Dovrebbe puntare su Mario Rui. Per te si può andare allo stadio solo chi è vaccinato? Magari sarà una strozzata, ma almeno incomincia il vero calcio, gira di nuovo i soldi e tante cose. Che ne pensi, Vale? Dobbiamo capire sto fatto dei vaccini, ragazzi, cioè adesso si è cominciato, ci vuole un po' di tempo per far girare le cose. Non è immediato, bisogna vedere la gente come reagisce e i controlli, non è facile. Sì, perché dopo il vaccino ci sta il richiamo, poi il richiamo dopo mi sembra un mese, poi devi fare un controllo. E poi bisogna vedere quanto dura sto vaccino, se 6 mesi o un anno. E poi bisogna vedere se bisogna unificare vaccino Covid e
vaccino anti-influenzale, oppure fare due vaccinazioni diverse e separate. No, è tutto un fatto lungo, purtroppo. È lungo, sì. Fabiano lo venderei il prima possibile se sganciano 50 milioni, sa anch'io. Ragazzi, non so quanto possa vederlo Mircolino Rock, ma diamogli un grandissimo abbraccio, grande ragazzo e calciatore, attenzione a Simeone, quella benedetta tripletta. Sì, un abbraccio a Rock che è brutto infortunio, e Simeone ce lo ricordiamo purtroppo fin troppo bene. Maronna. Senti Peppo, Angela vuole anche la formazione del Cagliari. Io mo per quanto posso provarci, ma veramente vado in difficoltà. Ti dico solamente attenzione ad un as, perché come ex un as teniamolo d'occhio. Non so se giocherà Pavoletti, probabilmente sì, se sta bene. E non essendoci Rogue, insomma, ho letto di una defezione, probabilmente Godin non ce la fa, questo ti posso dire, sarebbe un'ottima cosa per noi. Molti calciatori si sono allenati anche a casa durante le feste, secondo me Di Lorenzo si è fatto 10 giorni di coma in Doliet, penso ora sia riposato, speriamo di vedere il miglior Di Lorenzo, speriamo bene. Francesco? Sono 2 mesi che ormai è un morto che cammina. È vero, è vero. Elmas titolare, qualcuno ci dice? Domenico Guida? Non ho letto niente. No, può essere pure che se lo auspica lui. Vedremo. Qualcuno? Anil Koch. Vedete di Lorenzo Insigne, in fin dei conti Napoli è un vero attaccante esterno naturale. Non conosco questo giocatore e non attaccante esterno naturale ne abbiamo Lozano, abbiamo Politano, abbiamo Insigne e lo stesso Elmas che a volte viene utilizzato lì, abbiamo lo stesso Zelinski che a volte viene utilizzato lì e abbiamo lo stesso Fabian che alle volte veniva utilizzato lì da Ancelotti, quindi siamo abbastanza coperti sotto questo punto di vista. Fabian che corre sulla fascia, Madonna, che corre. Saluto il buon Ivan Faciotti. Vediamo un pochino, contenti che comincia la Serie A giù, sì, nel senso che sai, senza calcio si parla di calciomercato e io mi faccio 2 coglioni così proprio fino a terra, quindi sì, almeno possiamo parlare un pochino di campo. Ma Nainggolan gioca, meglio se non gioca né lui né un as. Maurizio non dovrebbe poter giocare perché mi hanno detto nella live di ieri che se il mercato si apre ufficialmente il 4 lui si può allenare ma non può scendere in campo, questo mi hanno detto, quindi non dovrebbe esserci. Abbiamo bisogno di centrocampisti e terzini, sta Macis, Luca Cerullo, sì, terzini sì, centrocampisti ne abbiamo tanti. Ora, questo è l'anno, Peppo, dove abbiamo detto anche per una volta il mercato è stato più completo degli altri anni. Sì, ma sempre il solito buco sui terzini. Ormai il buco sui terzini ce l'abbiamo da anni. Facciamo con quelli che abbiamo. Ma 4 anni, gioco con Malqui che da dopo la rottura del crociato non capisce più niente, uguale Culam. Cioè l'unico terzino fisicamente a posto è Di Lorenzo. Basta. Mario lui fa quello che fa, però non è un terzino di qualità. È un buon panchinaro, ma non titolare. Allora, vediamo un pochino. C'è una notizia clamorosa. Avete letto della storia di Milik denunciato dal Napoli per aver pubblicizzato con la sua immagine un ristorante in Polonia e sembra non potesse farlo. Notizia di un anno fa, tipo. Non me la ricordavo. Per il fatto dei diritti di immagine, si sa, da Redis come sui diritti di immagine. È chiaro, è chiaro. Domenica tripletta di Bobotta. Guarda che se succede una cosa del genere io rischio di avere un infarto e la reazione sia la mia che quella di Peppone sfonda penso i 50.000 views senza proprio problema. Vale, preparati la poltrona per domenica come col Toro.
Ah, tu dici tu, perché se vedete qua c'è la poltrona, io col Torino a un certo punto mi sono fatto un pisolino perché nel secondo tempo specialmente cioè non riuscivo ad essere proprio sul pezzo e speriamo proprio di no, Matteo, perché una volta, allora, contro la Lazio e l'hai fatto e vabbè, però uno dice la Lazio magari è più forte. Una volta puoi sbagliare con una piccola dopo aver sbagliato già una volta. Se sbagli la seconda volta ritorniamo ai discorsi proprio dell'anno scorso. Cioè, allenatore ok, ma questi giocatori proprio devono prendersi le loro responsabilità perché poi in campo ci vanno loro, Sì, ma anche perché il Napoli è una squadra di qualità. Insigne, Lozano, mettiamoci Fame a Ruiz, Manolas, Polita, cioè il Napoli ce l'ha la qualità, solo che non sembra sfruttarla. È un mistero, è un mistero. Raffaele ci chiede come lo vedi il 4-3-2-1, la sorta dell'albero di Natale, insomma, che abbiamo visto con Ancelottiana a memoria. Io, guarda, credo che si può fare, è un parente stretto del 4-3-3. Semplicemente la differenza è che i due trequartisti sono più stretti, vicino alla punta, e perdi un pochino di ampiezza. Però io credo che il 4-3-2-1, tanto decantato da molti eccetera eccetera, se hai Cafù come terzino destro e hai Serginho come terzino sinistro, lo puoi fare, perché loro arrivano fino in fondo e ritornano fino in fondo e vabbè. Ma se non hai dei terzini di grandissimo livello capaci di coprire l'ampiezza, secondo me si va in difficoltà. Non so che ne pensa Pep. Noi terzini teniamo di Lorenzo e Mario Rui. No, ma puoi esercitare per capire, per ricordarvelo. Tanto, quindi, oddio, io mi sarei accontentato pure di quel Carbonic che si parlava in estate e non è venuto più. Ma sempre di Carbonic si parlava e non di Serginho. È chiaro, è chiaro. Nemmeno se vogliamo fare un paragone con adesso, Serginho, il Serginho di adesso è un Teo Hernandez. Con un Teo Hernandez tu te la puoi giocare, ma altrimenti è difficile. Ragazzi, capitemi, il mio fisicamente era come dire a un figlio che ha bisogno di una strigliata forte e un talento non va veloce. Francesco, ti avevo capito. Poi oltretutto tu sei sempre una persona super corretta. Armando Guida, giocare con una difesa a 3 e avere un centrocampo più folto e di qualità, dove in fase offensiva siamo più pericolosi riempendo l'area, cosa ne dite e perché non prova mai Gattuso questa soluzione? Personalmente, poi sono gusti personali, a me la difesa a 3 non mi è mai piaciuta. Va bene che hai un centrocampo molto più numeroso rispetto al 4-2-3-1, però i due difensori laterali devono essere molto veloci, e di difensori veloci abbiamo solo Koulibaly, forse Manolas, ma non ha mai giocato a difesa a 3, quindi metteresti un adattato e non già stanno così bello combinate. Se mettiamo un ulteriore modulo, sì, no, vabbè, poi una cosa non preparata, se la vai a improvvisare, secondo me gli dai ancora più confusione ai ragazzi, sicuramente. Allora, però è normale che Di Lorenzo non sia costante e brillante, non è facile, spesso ha dovuto giocare ogni 3 giorni da solo, con gli usai col Covid, ma qui rotto, ha fatto troppo minutaggio. Sono d'accordo, Francesco. ci sta. Allora, nel 2021 lo vedremo un cavolo di rigore? Io purtroppo non ho la sfera magica. Speriamo nel dio degli arbitri. Il dio degli arbitri. Meno 10 like a 150, ragazzi, onorate il mio amico Peppone che mi ha fatto questo grande onore stasera. Schiacciate quella cosa del like, perché se state guardando col cellulare così e tenete la chat sotto, io lo so che non vi esce, vi siete dimenticati, state là così a guardarvi, ma com'è bello, stanno collaborando. No, spostate un attimo la chat, vedete il pollicino che magari è grigio, lo fate diventare azzurro. Cioè, non lo so, è un fatto di dimenticanza, forse non è cattiva volontà, lo so che non è cattiva volontà. Allora, Manolas è il record sì, nella velocità
Sì, questo però è sull'allungo. Nello spazio breve Manolas te lo puoi anche fare perché comunque è alto e grosso, quindi credo che Peppone si riferisse anche a questo poi nella difesa a 3, perché non devi essere velocissimo, cioè non devi essere un velocista in lungo, ma anche nel rapido, no? Un Cordoba, un giocatore come, capito, anche più svelto. La domanda è come hanno fatto a confermare in rosa Thuram e non tutelarsi con un terzino sano, fosse anche un giocatore di Serie C. Massimiliano, la domanda è la risposta te la dà col violino, il violino più piccolo. Volevamo guadagnare abbastanza. Thuram guadagna abbastanza, non sei riuscito a liberartene e secondo me ci hanno provato. Dopodiché, se sei rimasto con 5 terzini, ovviamente era complicato prenderne un altro. Valerio, Insigne Lozano davanti al centrocampo a 3, come lo vedi? Raffaele, tu penso ti riferisca ancora al 4-3-2-1? Per me Lozano deve stare largo, più largo sta e meglio è, perché anche a Insigne deve stare largo per potersi accentrare. Se li accentri tutti e due significa che fai giocare sia Lozano un pochino di più nel traffico e perdi il lavoro che fa Insigne sulla fascia, che torna fino indietro e ti dà anche copertura. Secondo me non è il massimo, però lo posso fare, per le loro potenzialità. Perché il Napoli non punta sul settore giovanile, Peppone? Un mistero che pure io provo a cercare una risposta, cioè Benitez ci voleva puntare, voleva rinnovare le strutture, eccetera, però non si è fatto niente e secondo me lasciare andare via Benitez è stato personalmente un brutto colpo, che aveva idee veramente moderne. Sì, e aveva un'idea globale, cioè lui si interessava a livello globale della società, veramente un manager. Ultima ora, ci sarà una multa ad Osimhen vista l'infuriata di Gattuso e del club su Osimhen, visto il blocco che ha avuto anche il percorso del club, vista l'importanza del progetto del giocatore. Vabbè, aspettavamo. Il Napoli soldi per comprare i giocatori ce li ha, solo che non li vuole spendere. Ciuchi, io sul non vuole spendere non sono manca poi d'accordo, perché 50/80 come li vuoi chiamare per Osimhen, 25 per Bobotta, 20 per Demme, quanti sono stati spesi, un altro 20-25 per Politano. Cioè il Napoli spende, poi magari spende male. Tu per quei 50 che hai preso per Osimhen magari volevi prendere un Cavani a parametro zero che non te lo vuoi più rivendere. Questa è una scelta che il Napoli non fa. Tu puoi dire a Cavani funzionava meglio, gli davi 20 milioni all'anno per 2 anni, stessa spesa. Però che non spende i soldi non è proprio vero, secondo me. Non spende i soldi, no. Però come hai detto tu, molte volte ha speso male. Molte volte, troppe volte negli ultimi anni. A me mi attizza Marcelo, quando torna il pallone si incolla ai piedi e poi non parliamo dei cross troppo forte. Certo, è certo che sì, ma quello è uno che se se ne va a parametro zero dal Real Madrid andrà o in un'altra grande squadra a fare la stella, no? Oppure se ne andrà a monetizzare in qualche paese. Purtroppo fine carriera non è. Ecco una bella domanda: se non si riuscisse a prendere Emerson Palmieri, vi piacerebbe Bastoni dello Spezia? Io l'ho guardato in un paio di partite e non mi è dispiaciuto. Non credo che sia meglio di Mario Rui, però mi è piaciuto, devo dire la verità. Bisogna vederlo sul lungo. Non sono paragonabili, nel senso che adesso si sta affacciando e si sta facendo conoscere, però nell'emergenza può andare bene, ma nell'emergenza può andare bene anche Letizia del Benevento, voglio dire, che è anche duttile. Purtroppo l'emergenza però dovrebbe essere un titolare e Bastoni non lo puoi mettere titolare in una squadra come il Napoli, cioè passi da una Spezia che ha l'obiettivo di salvarsi eccetera a un Napoli che lotta per il quarto posto, che ha un'Europa League da giocare.
Cioè, mi sembrerebbe una scelta troppo azzardata, anche perché, come hai detto, non è personalmente superiore a Mario Rui. Tu devi prendere uno superiore molto superiore a Mario Rui. Se puoi fare il salto di qualità, senza dubbio. E faccio un applauso a Rita e a tutti. Sentite il bicarbonapoli che sta salendo, a tutti gli amici bellini che si sono impegnati, hanno raggiunto i 150, bravi, si potrebbe fare di più, ma lo capisco, avete fatto il cenone, è stato tutto abbuffato, è difficile, eccetera, eccetera, però se si arrivasse a 200, abbiamo anche in sospeso il fatto che devo suonare Napoli e tutti voi cantate. Questa era una cosa che avevamo in sospeso la settimana scorsa. Non lo so se ve lo meritate, vedremo. Chiunque è più forte di Mario Rui. Vabbè, Fabio. Secondo voi Koulibaly infine sarà venduto? Chi prendereste in sostituzione? Il mio sogno sarebbe Upamecano dell'Ipsia. L'hai detto e secondo me lui se va via da lì potrebbe andare al Bayern di Monaco, perché Bayern di Monaco lo sai, tutti i giocatori della Bundesliga li indebolisce, si prende i migliori e continua a vincere e a stravincere. Forte Upamecano, forte. A me anche Gabriel non mi dispiaceva da quello che ho visto in TV, insomma sugli highlights, però non lo so, non ho seguito più il percorso Arsenal che non è andato benissimo, non sta andando benissimo in Premier e non l'ho visto titolare, non so se è infortunato, insomma devo approfondire. Dipende dall'offerta. Io non credo che Koulibaly abbia puntato i piedi, perché comunque a Napoli lui sta bene. Se l'offerta arriva sostanziosa per il Napoli ci pensa, e per questo si era anche coperto con Rachmani, Maksimovic e Manolas, che sono tre di tutto rispetto, però poi ne servirebbe comunque un altro, che non puoi rimanere con tre. E poi io non escluderei l'addio di Maksimovic a gennaio, perché anche lui in scadenza, e quindi non avendo rinnovato, se non lo vendi a gennaio poi lo rischi di perdere a zero. Assolutamente sì. Ivan Vergani, io penso che se vuoi giocare una difesa a 4 non puoi fare un mercato al saldo con i terzini, non ci sono terzini buoni o forti che costano poco, poi li devi anche trovare, cioè se tu vuoi il top del top è chiaro, costano assai. Se tu vuoi il top del top vai a Liverpool e ti vai a prendere Alexander Arnold, ma poi Alexander Arnold viene. È una domanda che noi non abbiamo la risposta, ce l'abbiamo. Il problema è questo. Daniele, io li prendo come li trovo. Mi devi perdonare, non lo so, non è spammare. Se voi una domanda l'avete fatta e io me la sono persa, dopo un poco la potete rincollare, non c'è problema, basta che non lo fate. È tranquillo. La sapevi la cosa dei club più costosi? Siamo dietro a Juve e Inter, signori club, abbiamo giocatori di grande valore, complimenti ad ADL, a me fa impazzire Grimaldo o Letizia. Ecco, Grimaldo se ne parla da tanti anni, Sarebbe un bel colpaccio a sinistra, questo sarebbe un bel colpo, ma proprio con la C grande. Osimhen deve crescere mentalmente. Uno come Ibra, che ha rivoluzionato la squadra con la sua mentalità, il Milan non ha fenomeni tranne lo stesso Ibra e Teo. Raffaele, è esattamente un po' quello che è successo, perché Ibrahimovic ha aiutato con la sua leadership anche a convincere giocatori medi buoni, perché sono giocatori medi buoni, a dare di più, a dare il massimo. Benacer mi piace, mi è sempre piaciuto, ma quando se ne parlava in orbita Napoli, un altro nano, un altro centrocampista nano. Quanto me li ricordo, secondo me. Poi, capito, vanno lì e Benacer che sì, sono la coppia più perfetta e più meglio assortita, eccetera, eccetera. Altri giocatori, Romagnoli è bravo, Calabria non è questo grande terzino, ovviamente fa quello che deve fare.
Makers fa il lavoro sporco, eccetera, eccetera, però hanno indovinato l'acquisto di Auche, Leao che dalla discontinuità degli anni dell'anno scorso quest'anno è un pochino più continuo, insomma alcune cose ti devono anche andare bene. Noi il giocatore alla Ibra non ce l'abbiamo e quindi è difficile che uno come Insigne riesca a convincere, cioè a trasformare anche giocatori meno forti e performanti nei top. È più complicato. Non si può fare il paragone con Ibrahimovic, ci sono 20 anni di differenza, ma assolutamente. Oltretutto Ibrahimovic è più decisivo oggi, cioè nel senso è sempre stato un mostro, ma oggi a 40 anni c'ha anche la maturità di capire quando si deve fermare, quando non deve tornare, perché Ibrahimovic sta lì, non aiuta la squadra, è la squadra che ha deciso e ha accettato di avere un giocatore così, perché comunque gli risolve le partite. È come Ronaldo, non ti aspetti che Ronaldo ti viene e ti aiuta a fare il primo pressing, Ronaldo sta là, deve ricevere il pallone. Quando loro poi risultano decisivi, ecco che la squadra fa buon viso a cattivo gioco e si impegna il doppio. Il Napoli uno così non ce l'ha, si devono impegnare tutti e 11 il doppio. Per questo il compito è molto più difficile, anche da parte di Gattuso. Non vi vorrei rompere le uova nel paniere, disilludere, ma Grimaldo è nato un anno. No, ma infatti sì, Fabio, a livello poi alla fine di altezza, eccetera, eccetera. Roberto Carlos non era un nano? Eppure ci sono nani e nani, diceva Biancaneve. Ma Grimaldo è 1,71, non è tanto basso. Basso non è altissimo. Per Singo. Singo mi piace tanto. Singo è un gran bel terzino che però deve crescere, perché se viene al Napoli cominciamo a dire anche lui non sai grossare, eccetera, eccetera. Singo deve fare un anno o forse 2 di crescita, però mi piace tantissimo. E magari. Anche perché Singo in Torino gioca come esterno, non come terzino. Ne ha diviso a 3, quindi il compito di crescita diventa il doppio. Sì, perché deve fare anche più fase difensiva, ovviamente, nella difesa a 4. Abbiamo visto, sì, ok, ti ho ribeccato. Vale, per me ci sarebbe bisogno di un giocatore che aiuti mentalmente, un molto usato, ma con esperienza garantita. Il problema è l'ingaggio, sarebbe un grande investimento anche per l'immagine. Cioè, praticamente il Napoli deve acquistare un Ibrahimovic, un Ronaldo. Sì, è questo il discorso. Non lo so se De Laurentiis accetterà mai questa cosa, è proprio quello il punto, cioè non sappiamo se funzionerebbe, potrebbe funzionare, non sappiamo se però De Laurentiis lo farà mai, perché va proprio in difficoltà. Per esempio abbiamo preso Llorente, no? Che è uno esperto, magari non è un leader incredibile, ma è uno che veniva dalla finale di Champions, è uno che ha vinto cose, eccetera, eccetera. A De Laurentiis mo si trova questo qua che è un di più, che prende soldi, che nessuno so piglia e va in ansia. Io me lo sento De Laurentiis col fiatone, teniamo gli superi, non li possiamo rivendere. E infatti si parla di Diego Costa, è la stessa cosa, è proprio quel profilo là che poi tu devi prenderlo a vuoto, nel senso che non te lo rivendi più e devi vedere se ti rende, cioè se ti fa vincere qualcosa, perché poi quello poi è. Allora, ho preso uno qualsiasi, ci servono terzini forti e già affidabili, basta scommesse. Lo so ragazzi, lo so. L'altro terzino che mi piacerebbe è Tagliafico dell'Ajax. Sì. Anche lui non è altissimo. Vabbè. I terzini mica devono essere giganti. Vabbè, no, Di Lorenzo è un 82, 85. Però a dire e a stemma a queste proposte servono 2 terzini subito, un grande vecchio giocatore a parametro zero. Esatto, sì, avevamo capito, Daniele. Che ne pensate di Gaetano? Qualcuno aveva pure parlato di Gaetano prima. Gaetano non lo so, io non sto vedendo la Serie B, ma secondo me Gaetano è un giocatore destinato alla Serie B, è uno di quei giocatori che non lo vedo da A, personalmente.
Higuain ai tempi del Napoli o Cavani ai tempi del Napoli? Io sono troppo innamorato, quindi dico Cavani. Sono troppo innamorato di Cavani. Io veramente ho difficoltà a rispondere, veramente ho difficoltà a rispondere perché Cavani ci ha fatto vedere delle cose incredibili, incredibilissime, e stava pure a tutto campo. Cioè, mo parliamo, hai capito, di giocatori che fanno le prime punte e restano lì per rimanere lucidi sotto porta, magari, perché se sei costretto a aiutare la squadra, poi quando mai? Lui aiutava la squadra, veniva fino e dietro e poi era comunque lucido sotto porta, quindi incredibile. Higuain ha rappresentato il giocatore, perché Cavani è esploso da noi, Higuain veniva già dal Real Madrid e ha rappresentato quella cosa, il numero 9 però con i piedi da numero 10 quasi, che fa anche regia, che scambia con... ha fatto delle cose straordinarie anche Higuain. Secondo me era anche più bello da vedere calcisticamente, per come vedo io. Cavani era un nervo. Non riesco a rispondere, Matteo, mi dispiace. Tieniti la risposta di Peppone che ha detto Cavani. Tieniti quella, perché io non riesco a rispondere. Allora, sto vedendo i giocatori che non hanno contratto. Ce ne fosse uno buono. Qualche offerta da fare a volo. Vabbè, ci sta Diego Costa, poi Musa, Starridge, Wilshere, Fabio Borini, mamma mia. Ramirez, Pato, Boni, Ese, Stewart, Garay, Hulk, Mandzukic, 34 anni. Che però ha rifiutato, mi pare, lui rifiutò la Fiorentina. Sì, secondo me voleva un ingaggio pazzesco, però Pato è ancora fuori squadra, cioè stiamo parlando dello stesso Pato. 31 anni mo tiene del Pato. Mica cioè, capito? Mica vecchissimo. 31 anni, tu se stessi bene fisicamente, all'età mia praticamente Pato. Cioè, capito? Potresti tranquillamente fare 2 o 3 anni comunque a buoni livelli, invece pure un altro di quelli che purtroppo fisicamente era un talento straordinario e ci faceva gol senza proprio problemi al Napoli. Ricordavo che era una sentenza contro di noi. Poi ci fece doppietta all'esordio. Bravo, mi ricordo quella, sì. Mamma mia. Presto si sgonfierà il Milan, anche se aiutato dagli arbitri. Maurizio la tocca piano. Beh, i rigori sono arrivati un po' dappertutto. Bisogna capire se si sgonfiano fisicamente. Tranne a noi. No, e loro ne hanno avuto, cioè, hanno avuto tutti quelli. Okay. Sì. Bisogna capire se si sgonfiano fisicamente, perché hanno cominciato la preparazione prima per l'Europa League. È un bel quesito. Salutiamo Nino Bertucci che saluta Marat, quindi è un inception. Pato l'abbiamo rovinato noi, sono milanista. Ecco, Ivan, ci dovresti spiegare che cosa è successo. Che cosa è successo? Napoli punta molto su Pastatopoulos. Nata voto. Nata voto. Dopo l'estate si tuffa a gennaio. Ma perché? Cioè, poi perché? Cioè, nel senso, vuol dire che abbiamo venduto Koulibaly un'altra volta? Oppure stiamo vedendo Ramani appena preso? Cioè, che significa? Maximovic. Potrebbe essere. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non lo so dire. E Tagliafico. Terzini dell'Ajax, quello là, Mazzarri. Lo conosco molto bene, essendo marocchino e tanta roba. Copriamo tutti e due i ruoli, ragazzi, sono abbordabili, perché non si sentono nomi così. Allora, il nome di Tagliafico si sente da tanti anni, perché i terzini sinistri ce ne sono pochi e tu vai sempre a guardare le squadre migliori di tutti i campionati, e quindi si fa da tanti anni, però non si è mai mosso da là. Un motivo probabilmente ci sarà pure. Del marocchino non conosco, quindi mi fido di te.
e chissà se non si fanno i nomi in pubblico, ma magari lo stanno seguendo, non lo so. Noi un giocatore mi pia dall'Ajax, ci ha fatto schifo. La maledizione di Arcadius. La maledizione di Arcadius. A Pato l'ho rovinato Barbara Berlusconi. Ecco che Barbarella. Entriamo nei dettagli. Praticamente hanno cercato di pomparlo a livello fisico, causando danni seri a livello muscolare. Se non sbaglio, si è sottoposto a diverse terapie. Se non mi sbaglio è stato tipo 2 anni fuori. Mamma mia, che peccato. Che peccato. Pato la bomba brasiliana gli piaceva fare festa e piaceva troppo la... Non lo so, io penso sia pure una mistione di tutte queste cose. Se il milanista ci dice che comunque hanno fatto anche degli errori proprio a livello di terapie, e allora lì ci dobbiamo fidare. Ma Emerson, Carlo, ne abbiamo parlato. Emerson si fa questo nome dall'anno scorso, come si fa per noi si fa anche per l'Inter, non ti credere che la trattativa è avanzata, bisogna proprio vedere. No, ma poi Emerson è un panchinaro, cioè noi dobbiamo prendere un titolare, andiamo a prendere il panchinaro di una squadra. Però panchinaro del Chelsea magari può funzionare, nel senso che come panchinaro era Bakayoko, che il Chelsea continua a dare in giro, però a noi può anche risultare utile. Veramente dipende dall'impatto che poi hanno, ovviamente. Speriamo di prendere un terzino. Vi ricordate del Pampa Sosa e di José Sosa? Ricordo più bello e ricordo più brutto. Che ne pensate di questi due giocatori? Peppo. José Sosa, il Guallarito. Il suo soprannome è il Guallarito. Il suo ricordo più bello non me lo ricordo, che non c'è stato. Veramente. Che teneva i callo sotto viera, un correva. Cioè lo dovevi spingere per vederlo correre. Mentre il Pampa è stato l'ultimo giocatore ad aver indossato la 10. Mi ricordo la sua salita sopra la traversa al Marassi. Bravo. Tante cose. Ringrazio l'ottimo Gabe. Buon anno Vale, tutto ok dopo questa news di Osi? Tutto ok, è difficile amico mio da dire. Proprio tutto ok no? Stiamo cercando di approfondire, stiamo cercando di fare cazziate paterne a questo ragazzo che ha sbagliato e non ci nascondiamo sul fatto che abbia sbagliato. E per quanto riguarda io del Guallarito Sosa veramente ho pochi ricordi se non di una lentezza esasperante. Poi mi fece ridere che diventò titolare del Milan poi cioè nel futuro, e dissi ma allora il Milan veramente sta inguaiato. Che deve... Il capitano del Metalist e il Milan lo prese dal Metalist. Veramente il Milan ha avuto delle serie difficoltà in questi anni. Madonna. E anche io ricordo tagli di capelli improponibili del Pampa Sosa, però lo portavano comunque a segnare gol pesanti in un periodo in cui il Napoli stava cercando di risalire, e comunque venne a sposare la causa del Napoli venendo dall'Udinese che stava in Serie A, quindi tanto rispetto. Chi ama non dimentica, il famoso chi ama non dimentica. Ciao Gabe, stiamo distrutti ovviamente, stiamo rispondendo, però c'è qualcuno che ricorda José Sosa ci cambiò la partita di Torino nel 2-3, però io credo che ti stai sbagliando e forse intendi Datolo, vero? Perché entrò Datolo in quella partita e fece anche i due cross, mi pare anche dal calcio d'angolo. Credo, se non Jesus Datolo, forse ti stai confondendo. José Sosa, questo Datolo. Poi magari fisicamente erano anche simili, ma hanno giocato così poco. Datolo, veramente Datolo ce lo ricordiamo solo per quella partita là. Sì. È per quella presentazione allo stadio e fece annanzi a rete per le cuffie basse. La società e Rino Gattuso sono molto arrabbiati per Osimhen e il suo comportamento, pronta la multa. Ogni tanto qualcuno ci viene giustamente, fate bene, a darci degli aggiornamenti, l'abbiamo capito.
l'acquisto più disastroso del Napoli a vostra memoria, Michu, Fideles, per citarne alcuni. Peppone è un nome Nelenga, Navarro, poi hai citato Mincio e Fidelev, Chavez, Chavez. L'unica gioia, il tunnel all'Usio, l'unica gioia. Mamma mia, Chavez. Che ti sono io da piscare, Chavez. Completamente rimosso dalla memoria, completamente. Poi chi sa più? Offer, l'unico gol contro la Salernitana in Coppa Italia. Uomo, ricordo ancora. Sparito completamente dalla circolazione. Austriaco è andato in Bundesliga nel Kaiserslautern, penso che sta ancora tuttora là, non lo so. Altri acquisti disastrosi, stavo dicendo Dossena, ma non è tanto disastroso. Britos neanche. Beh, Vito se n'è andato lasciandoci un bel ricordo, quindi non lo mettiamo nei disastrosi Britos. No, ma ce ne stanno tanti, stanno infiniti. ci dicono che Chavez era una manovra per dare i soldi al procuratore di Lavezzi. L'ho sentita anch'io sta storia. Bella manovra. Quando scade il contratto di Koulibaly al Napoli? Questo è qualcuno che vuole fare un'offerta, Peppo. Quanto scade? Sai niente? Controlla subito. Controlla. Dumitru, ragazzi, Dumitru. L'eterno incompiuto. È stato sempre in prestito. Ma la cosa vera è perché Michu non ha tirato. Ma no, in mezzo all'aria, chi sono scorto? 2023. 2020. Bene, Ivalin, bene. Vargas anche ci citano. Nonostante è un mistero. Cioè, Vargas è come Fabian Ruiz. Cioè, nel Napoli faceva cagare, ma in tutti i club ha fatto cagare. In nazionale giocava come Messi, segnava gol a valanga e si è portato a casa pure una Coppa America. Sì. Quindi, poi ci sono una serie di nomi che si stanno inseguendo: Yebda, El Kaddouri, Maiello. Era nostro. Maiello già era nostro, era primavera. E Yebda non lo metto tra gli scarsi perché alla fine non fece una brutta stagione, venne in prestito per un anno dal Granada, fece pure un gol sul rigore a pallonetto contro lo ricordo, una freddezza incredibile. Danovic o Giulio Cesar, non mi ricordo, comunque era contro l'Inter, ma per essere stato un in prestito non è giocò malissimo, anzi. Mentre Enrique noi ce lo ricordiamo per un gol che poteva essere probabilmente un cross, dopo l'esultanza del coniglietto. Anche lui uno che giocò pochissimo in quel Napoli. Bepi giustamente, Varricchio, Pavoletti, l'eterno incompiuto è Russotto. Madonna, Russotto doveva essere il grande trequartista che illuminava la manovra. Dalla Bona fece un gol contro il Treviso, bomba da fuori area, poi basta, non fece più niente. Se non sbaglio anche con il piede non suo, proprio presa a volo, sai quando ammazzo ti vengono le cose incredibili. Pazzesco. Vargas, 2 Coppe America e capocannoniere della storia del Cile davanti a gente come Zamorano. Incredibile. Madonna. Incredibile. Il mitico Rafael in porta, però Rafael ci ha regalato la Coppa Italia. entra nella storia perché è uno. E poi vi dirò, Rafael è stato quel maledetto rottura e crociato contro lo Swansea. Che lo ha proprio ucciso psicologicamente, che altrimenti sarebbe stato un bel portiere. Sesa lo svizzero, David Sesa, pagato un botto di soldi dal Lecce. Questo non andò 2 soldi, incredibile.
Pelé o Maradona? Wow. Cioè, tu qua a casa nostra Pelé o Maradona, e perché per me Maradona? Perché in confronto a Pelé Maradona giocò contro Maldini, Baresi eccetera, mentre Pelé solo con Scarpari del Brasile, nulla a togliere però i 3 mondiali di Pelé. Secondo me non ti devo neanche rispondere, ti sei un pochino risposto da solo, oltre al fatto che Maldini, Baresi, ok, ma tutti gli altri nel club, scegliere di venire a Napoli, che era una squadra comunque piccola, che non aveva vinto niente prima, insomma, sono tante le cose che lo differenziano. E dopo Spagna Maradona giocò un po' acciaccato, col sinistro un po' acciaccato, dopo quel fallo da killer. Assolutamente. Il migliore è assolutamente Pandev, troppo sottovalutato. Scusatemi. Credo che siamo passati dai pacchi a semplicemente citare giocatori del passato che ci hanno lasciato dei ricordi, perché Pandev è uno dei miei giocatori preferiti che è passato per il Napoli. Pandev non correva. Neve callo sotto non correva, ma ancora tuttora che ha 34, 35, una tecnica da fare invidia a tutti. Bravissimo, e questo ti fa capire anche un'altra cosa: la velocità non è poi tutto. Sì. Se tu sai come sfruttare, lui aveva dei passetti, io dico i passetti di Callecon per non andare in fuorigioco. Pandev aveva dei passetti che ti sbilanciava per forza, e poi riusciva a mettere quella palla, era da trequartista, la seconda punta, era perfetto, e non era velocissimo, ma era sì, ma perché se tu sai che non sei veloce, cerchi di comparare, cerchi di equilibrare, così. Vero. C'è un po' botta SMR, un po' più tardi, ragazzi. Dobbiamo arrivare a 250 like. Ci arriviamo? Che ore sono? Non lo so. Quanti like stiamo? Berami era tosto. Ricordo ancora il gol nel derby che ci fece nel 2008 all'ultimo secondo. Berami, sì. Cartellino incorporato. Però no, aspetta, con il cartellino giallo facile era Blasi. Era anche Blasi, però Berami non scherzava. Cioè, il giocatore che sai che spende il fallo in più. Meno 25 like, grazie Rita per l'aggiornamento. Armero era ottimo per i balletti, organizzava i balletti con mamma mia, con gli altri. Lui ubriaco per Napoli, minchia. Ma chi se lo scorda? Se dovessimo tornare indietro, Calderone argentino che torna a casa e vince il campionato, e Libertadores. Calderone che tornò a casa, ok, quando lui tornò a casa vince il campionato Libertadores, ma non, Calderone non ne ha azzeccata una col Napoli. Pandev ha fatto fare il primo gol in Serie A all'Insigne, ne ha fatti fare a fiotte. Victor Ruiz, attenzione, te lo ricordo? Valencia. Difensore mancino, anche di una certa fisicità, con una discreta tecnica, che però il Napoli un po' non ci ha creduto, un po' lui non ha giocato benissimo quando ha giocato. Ma anche perché giocavamo con la difesa a 3. E una difesa a 4, secondo me, avrebbe fatto una differenza più... Poteva far meglio, sì. Cribari, Mamaro, Carmen, Rullo. Io mi ricordo solo una cosa: Rullo cross per Callecon in un Napoli-Lecce, finì 1-0. Vedi? Memoria storica, Peppone, devo dire la verità, mi sta dando una grossa mano. Io poche cose mi ricordo, però cose belle. Santa Croce io lo chiamavo Berreterl, e quindi, perché anche lui probabilmente è un giocatore che con un potenziale non indifferente, evidentemente tu l'avrai incontrato in qualche locale, in qualche bar, e l'avrei visto fare vita non da atleta, diciamo. Santa Croce quando giocava era bravo.
solo che però fu falcidiato dagli infortuni. Però mo lui sta attualmente ancora a Napoli, io lo seguo su Instagram, sta sempre a Napoli, abita sempre a Napoli. Ciao, ti faccio tantissimi auguri di buon 2021. Mi sono iscritto al canale per domenica vinca il migliore sempre Forza Cagliari. Rex Piras, grazie. Ovviamente ci rivedremo dopo la reaction perché non penso che te la potrai mai perdere. E dopo la reaction andiamo live. Vinca il migliore decisamente. Va bene con la sportività, va bene. Qualcuno mi diceva Cupi o Savini? Cupi tutta la vita. Anche perché gli assomigliavo all'epoca che lui teneva la faccetta con i capelli così. Savini era il male su quella fascia, era il male. Anche lui adattato, ma era proprio il male. Savini, Scarlato, amo Dio. Madonna, che squadra! Ne abbiamo noi, perché hai capito, noi oggi ci lamentiamo e facciamo bene perché vogliamo di più, ci lamentiamo di gente come Fabian Ruiz, ci lamentiamo di gente come io sono stato in grado di lamentarmi di Manolas coi piedi è scarso, sì, però cosa abbiamo avuto pochi anni fa? Cioè, una roba difficile. Revelli preso a parametro zero a gennaio, fece solamente gli allenamenti praticamente. No, quelle partite le giocò. Giocò sì. Però non mi ricordo a chi. Gamberini non mi dispiacque nella sua esperienza. Uno col Bologna, se non vado errato. Gamberini era un buon marcatore, un decente marcatore per me. Bravo. Valdeflower, colpevole. Ma chiamo Peppo, non so qual è la tua opinione, qua ci possiamo anche spaccare. Hiller, se avesse giocato nel Napoli di Sarri, avrebbe fatto meglio. Hiller è il classico giocatore mediano che ha bisogno di due mezze ali che lo aiutano a coprire. Ok, quindi lo vedevi centrale. Io un centrocampo a 3. Un centrocampo a 3, perfetto. A me di Hiller, di tutto il suo percorso, comunque io credo che la gente si sia ingrippata su di lui malamente e vedevano errori di Hiller anche quando sbagliavano intorno gli altri. Io ho sempre provato a difenderlo, non facevo ancora lo YouTuber in maniera attiva, ma in canali privati difendevo Hiller e spesso ero solo contro tutti. A me Hiller a Napoli per me non ha fallito e i soldi sono stati ben spesi. Poi veramente sono fallito no, non si può dire fallito no. Adesso Hiller si è fatto crescere i capelli, adesso capisco perché portava il melone. Ah sì, è bruttino? Non lo so. Si parla anche di Rolando. Madonna mia, Rolando. Aiuto. Un altro sottovalutato, attenzione, Strinic, terzino sinistro. Non lo so. Cioè, non faceva né schifo né era troppo forte. Vero, e finì al Milan e fece lo stesso tipo di rendimento praticamente, perché stava lì, si alternava prestazioni positive ad altre meno, veramente giocatore che non mette e non toglie. Mannini mi ricorda CR7, oddio santo. Oddio santissimo. E Offer e il rune austriaco, oddio santissimo. Madonna. Parole e musica di Pierpaolo Marino, che noi continuiamo a voler bene per sempre, per averci aiutato a trovare Ramsey, ci ha aiutato anche un De Laurentiis nuovo al calcio a capire certe cose, ma queste cose non ce le possiamo dimenticare perché veramente male proprio. Gabbiadini, solo un bel sinistro. Si ritorna a Micio. Novotny. L'attaccante, ok. Anche lui pochissime chance. Radovanovic fece un bel gol in Under 21, gol su punizione, poi non si è parlato più niente, è andato in Austria mi sembra. Palmieri o Firpo, chi prendereste? Palmieri, più esperienza.
ok? Io Firpo l'ho visto poche volte, quindi non lo so, mi stuzzica l'idea di uno che venga da Barcellona, è sempre la stessa cosa, ma se era buono poi ce lo davano a noi? Aspettiamo. Ecco, non ti commenti. Aspettiamo. Ricomincia da capo. Perché se no, come si fa? Allora, David Lopez. Ci assomiglia un po' con Fabio Ruiz, in lentezza. Un po' di lentezza, anche lui autore di un gol insospettabile a un certo punto, contro la Juve all'Allianz, Madonna. È praticamente un momento di grande celebrità e di grande affetto da parte di tutti, però per il Spagnolo lo fece diventare difensore centrale, è difensore centrale. Madonna mia. Mesto, bel gol col Genoa, terzino destro. Radosevic, ragazzi, qua stiamo entrando veramente, e poi addirittura Max Vieri. Madonna dove speravamo che avesse un qualcosina del fratello, ma un'unghia, niente. Malissimo. Che ricordo hai di Aronica? Lo schiaffo a Ibrahimovic. Dove praticamente Ibra si nasconde dietro, non mi ricordo chi fosse, Nocerino, gli dà lo schiaffo, una cosa incredibile, e lui reagisce però nel piano, capito, nel poco, non era una cosa violenta, ma resta quell'immagine incredibile della furbizia anche di Zlatan, che sa anche come provocare in maniera dove non si fa beccare. La grandezza a volte è anche quello. Marica Pacifico arriva, penso leggermente in ritardo, ma riprende il discorso di Osimhen. Ovviamente la live si chiama così, è chiaro, gli è passata quasi la spalla e mo è positivo e lo sappiamo. Mentre stiamo cercando di guardare avanti, no? Parlando un pochino di ipotesi di Cagliari, poi ci siamo fatti prendere dai nomi e quindi abbiamo fatto un tuffo nel passato. Io di inglese non mi ricordo niente. Ninja, ma parli di inglese la lingua o di inglese il giocatore? Ecco. Perché poi Ignoffo o Bonomi? Io dico Bonomi. Dico Bonomi e mi tolgo dalle... Confermo, pure io Bonomi. Allora, Montervino, vabbè, il capitano... Ma io non so tocco. Capitano, un po' di sangue l'ha buttato per noi, va detto. E con Demme io arrizzo. Ragazzi, se è salita la qualità, basta ragionarci un attimo. Rosati. Madonna, mo sta a Torino. Ma fa il preparatore dei portieri, cioè lo vedo che fa entrare i giocatori in campo, consiglia, sta facendo un po' di... Consiglia. Perché l'ho visto nell'ultima partita, ha detto, ma chi sto saccio? Era Rosati che diceva a uno che stava entrando, fai così. Sì, consigli di Rosati. Dionigi? Non me lo ricordo. Da Dionigi io mi aspettavo più gol, però qualcuno l'ha fatto. Venne in un periodo dove il Napoli stava risalendo e mi aspettavo qualcosina in più, però non ha fatto malissimo, c'è chi ha fatto peggio. Allora, Dumitro, va bene, ogni volta è chiaro, ritorna. Jonathan De Guzman, il tanto amato da Benitez. Si mangiò quel gol contro la Juve, Madonna. Però fece 2 assist contro la Juve in Supercoppa. Il cross per Higuain, esatto, ce lo ricordiamo, vero. Duvan Zapata, grande rimpianto. Sì. Stiamo quasi arrivando a Volpecine e Sola, giustamente. Demir Stoiak, il giocatore più scarso dei tuoi ricordi. Guarda che Demir Stoiak fu il boia biondo. Anche lì ho ricordi molto vaghi di un giocatore che doveva venire per spaccare tutto e fece se no 2 o 3 partite. Male. Bruno Uvini, che è svincolato. Lo vogliamo seconda chance? A 31 anni ed è svincolato.
lui dice di Roberto Inglese, non si ricorda niente, ma io credo che non abbia mai giocato col Napoli, cioè è stato semplicemente negli allenamenti pre-campionato e poi è sempre stato girato finché poi non si è fatto l'operazione finale con il Parma. Datolo, Vargas, Reggini, lo vidi esordire in Napoli-Frosinone 4-0, Andujar. Quella partita in pochi minuti e basta. Andujar però non è andato proprio malissimo. No, non fece malissimo. Portiere di riserva che fece la sua apparizione. German Dennis, qua entriamo. E poi quando è andato all'Atalanta segnava sempre contro di noi, sempre, puntualmente, come Cicarino, puntualmente. Cicarino ogni volta che affronta il Napoli, Madonna Ciaccherino. Madonna mia. Cioè io sinceramente mi aspettavo tanto da lui, perché minchia, vede un bel europeo, mamma mia, minchia è venuto a pesanti, quasi cioè ha messo peso, in 2 mesi ha messo già su peso, cioè una volta deluso. Marino, con tutto l'amore del mondo, ha perso per pochi soldi gente come Bale fuori squadra al Tottenham, Modric, Lewandowski e Milito. Allora, non so Modric sinceramente. Di Lewandowski mi ricordo la storia che il Napoli lo teneva insomma sott'occhio. Milito però pre-Genoa? Non mi ricordo. Sì, 2007. Doveva poi esplodere da noi, cioè sono tutti giocatori che dopo sono risultati quelli che sono risultati, però bisognava poi puntarci e potevano pure fare alla fine di Stoiak, però non lo so. Giocatori di questa levatura, di questa cosa. Tu qua mi tocchi al cuore, baby, qua mi tocchi al cuore. Coppia Swok Bellucci. Allora, non te la posso andare a prendere perché tra le varie, vedi, sciarpe eccetera eccetera, c'è una sciarpa che sta sempre nella stanzetta dove dormo e sta sopra il mio letto, che è la sciarpa di Swok. Quella non la posso toccare, deve rimanere là, non la posso prendere. E Swok è stato il primo degli attaccanti fortissimi che mi ha fatto rinnamorare del Napoli in quel periodo dove veramente era tosta andare allo stadio in Serie B, era proprio veramente faceva male. Matteo Contini, difensore mancino nel terzo della difesa a 3, non male, meglio di Aronica per me. Poi ci ricordiamo di Contini, di quel famoso assist al contrario che fece nella sua area, non mi ricordo contro chi, con la Juve, bravissimo, e quindi noi ce lo ricordiamo così, però non era malissimo, credetemi. Oscar Magoni, questo non me lo ricordo. Ti posso dire una cosa, Fabio, su Oscar Magoni? A me non mi dispiaceva poi tanto come giocatore, ma non mi piace quando interviene, lo dico passo passo, non mi piace quando interviene nella radio ufficiale perché lo sento sempre un po' presuntuoso. L'ho detto passo perché non si può mai sapere, un giorno magari esce un'intervista, mi danno il numero di Magoni, non lo posso chiamare. No, mi assumo le mie responsabilità. È presuntuosissimo e quando parla del Napoli dice no, ma dovevano fare così e così è sbagliato. Professore, ma chi sì? Ma che stai facendo in do calcio nel giorno d'oggi? Quindi tirata di orecchie per Oscar Magoni, dissing a Oscar Magoni. Pazienza, ecco, su Pazienza io ho fatto un mea culpa con i miei amici all'epoca perché lo ritenevo il giocatore peggiore del Napoli, ma insieme a Paolo Cannavaro erano quelli là che erano tartassati da me in primis, ma poi Pazienza fu un merito di Mazzarri, non lo so, il modulo. Pazienza diventò fondamentale e aveva il lancio, era attento, faceva il centrocampista, veramente diventò in quel Napoli un punto di riferimento. Sì, confermo. E poi ti ricordi Cialobà? Nathaniel Cialobà, sì. Un altro scuola Chelsea che venne, diventò amico di tutti, si continuano a twittare su Instagram, ma poi pure ha giocato
poco. Gianello, che stava per mettere, io a questo lo posso proprio vedere, stava per mettere Neguà Cannavaro e altri per quel calcio scommesse, e poi fu tutta una montatura a caso, secondo me voleva qualcosa di sorte. vedi Paolo Cannavaro, altra delusione. Pablo, Dai. perché delusione? Perché? Per me Paolo Cannavaro ha cominciato così e così, ma poi si è imposto come uno dei migliori in quel Napoli là. Poi il livello è salito e ovviamente lui non ha trovato più spazio, ma era complicato fare meglio poi con quel cognome addosso. Vabbè, immagina. Cigarini, Valdifiori, Miciu, Pavoletti, Zuniga, Cribari, Datolo, ecco la mia top 6. Un'insalata di... Giustamente, sì. Però vedi, metti in mezzo Zuniga che invece nel Napoli ha giocato bene. Anzi, Zuniga giocava meglio a sinistra che a destra. Ed è paradossale sto fatto. Lì fu, perché poteva, sai, un po' rientrare col destro, c'aveva il dribbling, e in quel periodo si parlava di Barcellona. Poi dopo, contratto per pararsi il culo, ginocchio, stat buona maron, si va sugli yacht. La vita sulle yacht, che il guaglione. A fare... questo è, la sua vita è rimasta questa, con le ragazze. E chi sta meglio ris? Vedi? La rovesciata di Paolo Cannavaro contro la Juve. Ed è bello proprio la sua faccia di incredulità, no? Quando la fa e dice ma che ho fatto? Cioè, come è uscita questa cosa? Una cosa incredibile. Arriviamo a 200 like, quanto stiamo? Si può fare, secondo me. Secondo me si può fare. Zuniga, unico a fregare De Laurentiis, giocò solo i mondiali. Vero? Mascara. Ma non era malissimo. Sì, certo, se quello è il compitino. Fu l'anno, io qua ho difficoltà nella memoria, fu quello l'anno dove il Napoli finì secondo dietro al Milan? Sì. Con Sarri. Sì, lui Mascara segnò quando Cavani fu squalificato a Bologna. Esatto. Quindi quello probabilmente fu l'anno in cui qualcuno dice si poteva fare qualcosa in più, però non ti aspettavi nemmeno di arrivare secondo con quella difesa, con quella squadra. Fu una cosa straordinaria. Matusalem e le sue mozzarelle. Madonna. Allora, ricordiamo la ginocchiata che diede Zuniga a Neymar. Sì, pure ce la ricordiamo nelle nazionali. Zuniga uguale dribbling, è così. Vitale, sempre parlando di terzini sinistri. Lazio-Napoli. Non mi ricordo cosa disse, eravamo pallone che la buchi. Non mi ricordo cosa disse, ma una cosa del genere. Allora, meno 8 like e Valerio, come ha promesso, suona Napolè. L'ho promesso, se succede, ragazzi, dai, 8 like ce li possiamo fare. Usain. Chi? Usain. No, me lo ricordo, era un argentino. Era argentino o uruguaiano, una cosa del genere. Capello lungo con la fascia qua, centrocampista. La mezza chiave, non ha lasciato grandi ricordi anche lui. Milic. Sì. Milic pure faccio fatica a inquadrarlo, ma mi ricordo il nome perché faceva ridere che non era Milic. Se non mi sbaglio. Ma non fece manco una presenza. No, una sì. Però mi ricordo grave. Salvataggio sulla linea, Napoli-Lecce, là riparte l'azione e bomba di Cavani. E poi le marcature mitiche su Ronaldinho, su Del Piero.
cose veramente oltre le possibilità dell'umano, oltre il possibile. No, ma tu davi un uomo a Grava non lo lasciava mai. Straordinario, vecchio stile, ma veramente, veramente ammirevole. Ghulam è stata una delle peggiori perdite per infortunio nella storia del Napoli. Riccardo Sarcià, sì, nel senso che Ghulam prima dell'infortunio era considerato tra i migliori del suo ruolo. Secondo dopo Alaba. E stavamo poi nel Napoli che insomma giocava a memoria, eravamo velocissimi. Dopodiché, ragazzi, è proprio purtroppo si è perso e non recuperi più. Cioè, noi eravamo anche stati bravi. Benitez all'epoca, chi era? Bigon, perché Ghulam arriva in un mercato di gennaio. Sì. Di Benitez e Bigon e l'avevamo individuato, il colpo l'avevamo fatto e purtroppo poi uno dice sfortuna, in questo caso sfortuna, è così. PA Ignazio Pia. con You Can See Me. PA era un altro che sì, cioè, qualche dribbling cosa, lui si credeva chissà che era. Vabbè, questa Serie B tanto Sì. subentrava sempre, tanto l'attacco titolare era Calaglio Sosa, che era una bella coppia. Allora, vediamo un pochino. Voi andate nel passato, ma Sebastiano Luperto, chissà, se mo nel Questo sostituto di Koulibaly l'anno prossimo. non lo so, io voglio sperare in qualcosa di meglio, ma il ragazzo ce l'ha messa tutta, ma purtroppo se non sei da Napoli, non sei da Napoli, cioè. Non credo. Allora, vediamo un pochino. Boom! Ah, è successo. È veramente successo e qualcuno ci dice Liz Miley. Allora tu, Peppone, parla Liz Miley mentre io mi preparo. Riesco a metterti in grande. Boom! Sei tutto tu. Vai avanti da solo per 2 minuti. Mi sono appropriato del tuo canale. E che c'è da dire di Zemali? Aveva un grande tiro, coppia svizzera, anzi triste di svizzeri, Berami, Zemali e Il. Zemali aveva un tiro della proprio fantastico, bellissimo. Fece addirittura una tripletta contro il Torino in quel famoso 5-3 o 5-2, tripletta di Zemali, doppietta di Cavani. Zemali era personalmente a Napoli non ha fallito, anzi secondo me ha fatto pure oltre le nostre aspettative, quindi buon per lui che è venuto da noi. E poi sinceramente in questo Napoli un Zemali trequartista non mi farebbe tanto schifo. Ma ti immagini se Bello me ne andavo? Madonna, crashavi, blackout. Poteva succedere qualsiasi cosa. Allora, rimettiamoci in grandezza. Si sente? Ok. Mo non devo fare come come si dice? Quella pianista che alla Rai gli hanno fatto suonare Napoli e si è impappinata e ha fatto figure di merda. Però le promesse sono promesse, la promessa è debito. Ogni promessa è debito. Speriamo di non fare così. Allora. In re, va bene ragazzi. Allora, la cosa importante è che tutti a casa, ora io non lo so, se voi state con il cellulare è complicato, mi rendo conto, ma se qualcuno di voi stesse davanti al computer e avete il cellulare a fianco, voi dovete registrarvi mentre cantate Napulè, che io stiamo facendo la live così, vi registrate, poi mi taggate su Insta, facciamo un macello, però vi sto dando le tonalità, prendetela. Questa è la tonalità, siete pronti?
Dovete essere pronti però. E dovete tranquillamente, capito, vi registrate se potete, chi può, chi non può, non può. Peppone, io ti inviterei anche a te a cantare, però credo che se canti sopra me va a finire che impazzisce streamer. Io mi muto. Ti muti? Mi automuto. No, vabbè, no, solo perché sottonato, quindi via. la facciamo in privato io e te poi dopo. La facciamo fare in privato, comunque io parto. E qualcuno che canti, da casa in qualche modo. State cantando? Qualcuno, se ha cantato, si registrasse. Io penso di aver sbagliato un accordo, ma non ce ne fotte, perché questa era una cosa un pochino da provare, da sperimentare, ma vediamo un pochino come si può fare. Allora, nel frattempo sono entrati anche amici nuovi. Passiamo un pochino qua perché sennò non ce ne usciamo più. Momento epico, accendini eccetera eccetera, moderiamo pure, va benissimo. È entrato Fiorentina 1926, un numero che ci accomuna, l'amico della Fiorentina, e canta Campagnola di Gigione. Ecco, ovviamente se poi cominciamo a fare questo, giustamente passare da Pino Daniele a Gigione. cerchiamo di non evitare. Ragazzi, sono state 2 ore e mezza dove abbiamo identificato il problema Osimhen, abbiamo parlato di quello che si deve fare e non si deve fare. Il Napoli prenderà sicuramente provvedimenti e aspettiamo notizie in merito. Ci siamo un attimo proiettati verso Cagliari-Napoli perché la formazione è quasi obbligata in certe fasi di gioco. Siete stati presenti, avete detto la vostra, avete onorato il mio ospite con i vostri commenti, i vostri like, siete straordinari. Io devo ringraziare il grande Peppone. Grazie a te per l'invito in live per questo nuovo anno, sperando che sia un anno pieno di gioia e magari con 3 trofei. I tre trofei. I 3 trofei. È difficile anche da dire, pensa a vincerli. Io ci credo, ci voglio credere. Cioè praticamente tu prendi la Supercoppa è secca e vabbè, partita secca, si vince o non si vince. Coppa Italia, Europa League. A quel punto cosa fai? Cioè io per esempio ho detto che se il Napoli vince lo scudetto mi faccio i capelli blu, taglio tutto, cioè tu fai qualcosa di particolare? Devo ancora pensarci. Ok. Ci devo ancora pensare. Io ho detto faccio il mellone in diretta se raggiungo i 100.000 iscritti, quindi non succederà mai. Quindi là sono tranquillo. I capelli là sono salvi. Faccio una cosa strana, cioè per esempio Europa League posso farmeli tutti azzurri e va bene. Se dovessimo poi vincere posso passare a un taglio pazzesco, molto corto eccetera eccetera, che per me è una sofferenza, ma lo baratterei per una vittoria di un trofeo. Tu dici 3 trofei, bisogna pensare di fare qualche cosa di importante. Troppo. Possiamo dire il triplete, sarebbe una cosa bellissima, meravigliosa. Ragazzi, lasciate gli ultimi like e un ringraziamento a Peppe.
Andatelo a trovare sul suo canale, è facile, ovviamente io so che siete già principalmente iscritti, ma se non lo siete basta cliccare sul nome del titolo di questa live che è cliccabile, Peppone Cuore Azzurro, lo trovate anche su altre piattaforme. A proposito io ti devo chiedere dei consigli sull'altra piattaforma perché tu sei più esperto al riguardo e te lo farò, ti chiederò poi in privato. Peppone, saluta gli amici. Ciao ragazzi, grazie per averci seguito, sempre Forza Napoli, e speriamo che i pezzi di merda come l'inizio di quello là non esistano più. Esatto. Meglio sottolineare questa frase. Ti abbraccio forte Peppone, grazie sempre. Ma grazie a te, buonanotte. Alla prossima. Ragazzi miei, siamo tra di noi. A me Napoli non è venuta proprio bene, devo dire la verità, posso fare di meglio, perché c'era un accordo che sai chiano, quindi dopo il fa diesis minore c'è il fa diesis maggiore e tu sai che non si sulla, giustamente. Fiorentina 1926, stima per te Valerio, auguri a te amici bellini, quanto sei bello amico mio. Noi ci siamo conosciuti nella live di ieri, è stato un piacere conoscerti proprio dal vivo e sei sempre presente, sempre corretto, è veramente un'ulteriore grande scoperta di questo YouTube che, ragazzi, onestamente ci sono delle piccole mele marce, ma sono delle meline. Sai quando fai melina che ti passi il pallone così? Sono delle piccole meline marce che ci sono, ma che come ci sono dappertutto, ci sono su Facebook, ci sono su YouTube, su Twitter, su Instagram, su Snapchat, fuori alla porta, al supermercato, al bar, nel locale, nella discoteca, ci sono dappertutto. È il mondo che va così. Però allo stesso tempo io voglio, invece di sottolineare queste qua, le meline marce, io voglio sottolineare le persone straordinarie che con numeri grossi seguono e fanno approfondimento, fanno domande interessanti, mi danno spunti, seguono con correttezza, sono belli precisi, preparati. Quindi non voglio sottolineare le meline marce, ma voglio sottolineare la grandezza vostra invece, dove siete straordinari e date un valore aggiunto a questo canale e ai canali in generale di YouTube, perché ragazzi senza di voi noi possiamo parlare a vanvera, non succede niente, è sempre il confronto con chi poi segue il calcio, calcio e non solo. Un piacere anche per me amico, l'importante è sempre il rispetto, sempre amico mio. Vale, dipende dal proprietario del canale, tu sei un grande, grazie Daniele. Il bobotto, ragazzi, forse ho capito perché ho sbagliato Napoli, perché mi serviva uno sfondo un po' più così. Quindi qua su questa parte qua, Napoli la voce del creatura. È qua che sbaglio, e devo fare meglio, allora quindi la voce del creatura, piano e qua devo andare in re un'altra volta, re settima più, faccio imparare meglio, se no faccio brutte figure. Grazie Angela, momenti belli soprattutto nei momenti difficili. Grazie Charles, come dissi tempo fa, buon padre fa buon figli. Ragazzi, non è sempre automatico, io mi ritengo anche fortunato, Nino, sono bravo a suonare, però mi è complicato, sto sbagliando Napoli ed è grave questa cosa qua. È molto grave, la tenevo in mente, evidentemente la devo studiare meglio. Possiamo cantare la campagnola, ma non ero pronto abbastanza. Sai quando dici io a casa la sapevo, ma tu sei a casa e a casa la devi sapere.
al massimo io suono i campanelli, i campanelli anche servono. Vi voglio un sacco di bene, ragazzi. Ci vediamo. Io oggi, in realtà, io volevo andare live sull'altra piattaforma, la sapete, no? Quella viola, quella che non si può dire su YouTube, perché sennò ma che è sta cosa? Però non ci sono andato perché volevo parlare di questa cosa qua, altrimenti Rita mi faceva totò sul culetto, perché bisogna andare, parlare di Socimi, eccetera, cioè, voglio andare, ma probabilmente andrò domani a vedere di recuperare il giochino di scudetto di Championship Manager 2001-2002 che poi diventa 2020-2021, e voglio vedere se riesco a far risalire il Napoli, che stiamo male in classifica, e quindi chi mi vuole seguire mi segua. Io nel frattempo vi abbraccio, vi bacio in maniera sempre casta, perché una cosa è l'amicizia e una cosa è lo sapete. Questa è una cosa che nuova che si può fare, non è una è come se mi bloccassi tipo il rumore di un motore che è bello e buono.